Prova, eccomi. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Siamo qui oggi pomeriggio per questo seminario che abbiamo chiamato La pandemia Covid-19 vista con gli occhi di, a partire da quei bellissimi disegni che avete visto poco fa nel video per chi c'era già in sala, che hanno realizzato i bambini durante la prima parte della pandemia, quando siamo andati in lockdown, e che sono stati inviati alla Regione. Voi sapete che questi disegni sono stati raccolti per una mostra itinerante e questa mostra è qui all'M9 ancora, credo, fino a domani e dopodomani. Quindi questo seminario vuole raccontare per voci, immagini e testimoni come Venezia, come i comuni della città metropolitana, come l'ULSS 3 Serenissima ha affrontato questi lunghi mesi di pandemia. Io però, per introdurvi il seminario, lascio subito la parola al dottor Giovanni Carretta, che è il direttore sanitario dell'ULSS 3. Pronto? Eccomi qua. Sì, buongiorno a tutti. Un ringraziamento sicuramente alla Regione, perché un'iniziativa di questo tipo e di questa portata ha sicuramente un significato molto importante. Probabilmente negli auspici di chi ha immaginato questa giornata forse c'era la speranza segreta che magari oggi ci si trovasse a fare una giornata che fosse di ricordo, celebrativa, di ringraziamento e di riflessione, e lo è e lo sarà sicuramente. Ci sono però purtroppo delle evidenze collegate al fatto che stiamo ancora combattendo contro questa situazione che ci vede tutti quanti molto impegnati e che ci occupa sicuramente in maniera inaspettata. Se si guardano i dati di un anno fa, vediamo come sono stati fatti dei progressi straordinari, perché a fronte di un numero di infezioni molto più elevato, però è vero che facciamo una quantità di test mostruosamente superiore, abbiamo un numero di decessi e di ricoveri nettamente inferiore, 1/3 e 1/7. Ciò detto, e questo è per contestualizzare la situazione, bisogna dire che il gruppo di lavoro che si è trovato per stendere la scaletta di queste ore che passeremo insieme ha cercato di salvaguardare un attimino quelli che sono gli aspetti fondamentali che abbiamo ritenuto i pilastri attorno ai quali muovere un attimo l'organizzazione degli incontri di oggi, cioè quindi l'aspetto scientifico sicuramente, la voce dei protagonisti che hanno in questi lunghi mesi, quasi ormai 2 anni, lavorato per riuscire a dare una risposta in termini di salute, la voce e il punto di vista della società civile e delle autorità che sono state coinvolte in questo, e anche l'aspetto storico che in una città come Venezia non può assolutamente essere trascurato, dal momento che lo vedremo in una delle relazioni che abbiamo appositamente pensato. È inutile che lo ricordiamo, ma insomma a Venezia nasce la quarantena e nasce il Green Pass. L'altra cosa che abbiamo cercato di fare è valorizzare tutte le fasi dell'epidemia, perché non è stato un unico momento, ma ci sono stati momenti diversi che noi abbiamo schematicamente individuato, classificandole in 4 fasi, quindi la fase iniziale della paura e dell'incredulità di fronte appunto all'evento, abbiamo poi la fase dell'isolamento e delle restrizioni, la fase della speranza legata ai vaccini e la fase di grande attualità oggi rispetto anche a come la sensibilità del percepito collettivo si pone nei confronti della scienza. Quindi detto questo, noi abbiamo cercato di mettere una matrice in modo tale che ci fosse una trasversalità dei punti di vista, sfruttando anche il materiale iconografico che in questi lunghi mesi si è prodotto, anche grazie al fatto che Venezia è una vetrina internazionale. Abbiamo messo insieme un insieme di interventi e di rivisitazioni che avremo modo di apprezzare e di vedere tutti quanti insieme, lasciando spazio a quelli che sono poi degli interventi in persona. Quindi io cedo la parola alla dottoressa che ci sta accompagnando in questo incontro di oggi e vi ringrazio.
Volevo ricordarvi, in realtà spiegarvi, che nelle cartelline che vi sono state consegnate all'ingresso ci sono dei fogliettini bianchi. Questi fogliettini bianchi servono perché vorremmo raccogliere, la Regione vorrebbe raccogliere da voi le parole che secondo voi hanno caratterizzato la pandemia. Può essere una, possono essere due, tre, quante volete, perché poi la Regione raccoglierà questo materiale e sarà fatto un successivo lavoro, un po' come è stato fatto con quello dei disegni dei bambini. Ci sono un paio di autorità che sono presenti qui con noi oggi e per un saluto chiamo qui l'assessore Laura Labesio, assessore ai servizi al cittadino del Comune di Venezia. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Allora, questo auditorium oggi accoglie e riunisce tanti soggetti anche molto diversi tra loro per vocazione e per mission, ma sicuramente accomunati da una grande esperienza, un'esperienza che ci ha sicuramente portato delle ferite, ma da cui dobbiamo anche cercare di trarre un'impostazione per una ricostruzione. Perciò, al di là dei saluti che vi porto a nome dell'amministrazione comunale tutta, a partire dal sindaco della città di Venezia, Luigi Brugnaro, sicuramente anche un grande ringraziamento per il racconto che emerge di una città, la narrazione di una città che è capace di risollevarsi, di darsi una mano, di tendere la mano al prossimo, a partire dal personale sanitario che io voglio davvero ringraziare di cuore, ce n'è moltissimo in sala presente. E so che insomma i momenti sono stati difficili, ma non è mai mancato il loro impegno dal punto di vista della dedizione e proprio dell'aiuto umano, perciò davvero grazie. Grazie Assessore e grazie anche al Comune per insomma, il supporto e il rapporto che c'è stato con l'ULSS 3 in questi mesi. E vogliamo dare ora la parola anche per un saluto all'ingegner Fabrizio Renzi, che è l'amministratore delegato del Museo M9, che ci ospita oggi per questo seminario. Buongiorno a tutti, noi siamo onoratissimi di ospitarvi qui con noi, siamo anche onoratissimi, facciamo con la mascherina, siamo anche onoratissimi di ospitare questa bellissima mostra dei disegni dei bambini che ci onora avere qui con noi. Cosa è successo da noi durante il Covid, visto che il tempo è la pandemia, vista con gli occhi di un museo? Allora, noi abbiamo deciso in direzione ostinata e contraria, come diceva Fabrizio De André, di tenere aperto, sempre aperto, e approfittando del fatto che questo museo è il museo di storia, ma è anche il museo con il più alto contenuto tecnologico d'Italia, abbiamo utilizzato le tecnologie per continuare a restare aperti e questo è stato un punto chiave che abbiamo fatto. Un secondo punto è abbiamo lavorato molto la sostenibilità. Sostenibilità e resilienza sono le due parole chiave del periodo del Covid. Sulla sostenibilità abbiamo ridotto le spese, abbiamo lavorato, visto che c'era la possibilità di farlo, abbiamo lavorato impetuosamente la struttura delle spese del museo, riducendole, come ha annunciato anche il Presidente ieri, il Presidente della Fondazione, da 7 milioni a 2 milioni e mezzo. Quindi sostenibilità. Il secondo tema è resilienza e quindi aumentare l'offerta verso l'esterno. Per me questa parola è chiave. Io sarei anche un ingegnere biomedicale, ho fatto 31 anni di ricerca, ero direttore della ricerca di IBM. Fra le altre cose faccio anche il monitoraggio del Covid in Canton Ticino per il medico generale, che è il loro frezza, diciamo. E devo dirvi che, non vi parlerò della situazione del Covid, abbiamo dei dottori, poi lasciamo perdere. Devo dirvi però che questa è stata per noi un'opportunità da prendere in positivo. Nel mondo museale, visto che c'è l'assessore alle politiche sociali, il mondo del lavoro è molto molto complesso, nel senso che chi lavorava nel museale, io sono un ingegnere, però le persone che lavorano nel museale sono persone che hanno sofferto forse anche più degli altri il periodo della crisi, perché i contratti erano tutti precari e durante la crisi non si poteva andare nemmeno in cassa integrazione né nell'ufficio di collocamento, quindi questo ha creato un serissimo impatto. Abbiamo deciso di rilanciare e l'altro giorno ho assunto 20 ragazzi a tempo indeterminato, perché bisogna crederci e bisogna spingere. Come diceva Sun Tzu, se sei in difficoltà attacca, e credo che questa sia la scelta che abbiamo di fronte a noi in questo periodo del Covid. Ci ho detto, questo è lo spirito del museo, di tutto il distretto. Abbiamo un distretto dell'innovazione abbinato a questo museo, dove abbiamo peraltro un incubatore di scienze della vita che è appena arrivato, si chiama Bio for Dreams, abbiamo nuovi attori importanti e con l'innovazione vogliamo
lavorare al rilancio del dopo Covid. Quindi grazie a tutta la Regione che ci ha fatto fare questa bellissima mostra, grazie ai bambini che hanno fatto dei disegni incantevoli, che ce ne portano tantissimi altri il sabato e la domenica a guardare i bambini e poi entrano anche nel museo. Grazie a tutti voi per essere qui nostri ospiti. Ovviamente, se volete, il museo dopo è aperto a vostra disposizione. Grazie mille. Grazie ingegnere e grazie anche per l'ospitalità. E adesso per un saluto chiamo anche il dottor Giovanni Leoni, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri di Venezia e vicepresidente nazionale della FNOMCEO. Sì, buongiorno a tutti, un ringraziamento in particolare alla Direzione Generale, dottor Contato, per l'invito di oggi qui. Io sono reduce da 4 giorni tra Roma e Bari. Vi posso assicurare che per me è molto piacevole tornare qui a casa a raccontarvi anche il livello di stima che c'è la Regione Veneto e anche Venezia in assoluto a livello nazionale. Tante problematiche che sono state affrontate in questo periodo, in questa regione, in questa ASL, non sono state affrontate nella stessa maniera in altre parti d'Italia. E questa è una testimonianza molte volte di miei colleghi e di presidenti che hanno preso anche questo tipo di ragione in Veneto come punto di riferimento. Noi siamo degli osservati speciali per tutte quante quelle che sono state l'affronto anche delle problematiche in passato e che avremo anche in immediato futuro, soprattutto sul piano anche della comunicazione. Oggi parliamo anche di quello che è l'effetto con la dottoressa Caprioglio sull'infanzia, sull'evoluzione, sul lockdown, che noi abbiamo affrontato in sinergia con il Comune di Venezia, con l'assessorato e con questa ASL nei recenti mesi. Ribadiamo questo tipo di concetto dell'attenzione all'evoluzione di quella che è la parte migliore, alla fine il futuro delle nostre nuove generazioni, che devono avere la possibilità di superare in maniera migliore quello che è stato lo stress di questi ultimi anni, questi ultimi 2 anni, e poterli evitare in futuro. Concludo dicendo che sicuramente la parte della Regione, in cui saluto la dottoressa Russo, che tutti quanti abbiamo conosciuto il suo impegno, e il dottor Mario Po per la parte storica, mi complimento con chi ha fatto questo tipo di programma perché rende sinteticamente quella che è la storia poi di questi ultimi anni così determinanti per tutti noi. Buon lavoro a tutti. Si chiama? Vorrei invitare anche il comandante dei Carabinieri per un saluto. Ha fatto una faccia che non ve lo dico, però rapidissimo. Grazie a tutti, un saluto a tutti quanti, a tutte le autorità presenti. L'esperienza pandemica anche per le forze dell'ordine e per l'Arma dei Carabinieri è stata un'esperienza in prima linea. Rispetto a 1 anno fa le cose sono decisamente migliorate, però ovviamente siamo ancora al bordo della trincea, per cui andiamo avanti e manteniamo sempre le precauzioni che sono necessarie e ascoltando le autorità sanitarie. Questo è importante. Grazie mille. Mi sentite? No. Serve l'audio del microfono? Prova. Va bene, parlo da qui intanto. Allora, entriamo nella vera anima seminariale di questo pomeriggio con la prima relazione, che è quella della dottoressa Francesca Russo, direttore del Dipartimento di Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto, che approfondirà il tema. E allora niente, mi dicono che è uscita un attimo e allora chiedo alla dottoressa Deborah Caprioglio di salire sul palco, la dottoressa psicoterapeuta e scrittrice, e ci parlerà. Non è Deborah, è Donatella, mi scusi. Arriva. La dottoressa Russo ci presenterà le scelte strategiche della Regione Veneto nelle diverse fasi dell'epidemia. La dottoressa è direttore del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto. Vedo che sta scendendo le scale, quindi le lascio la parola.
questa. Non è questa? Ah, mi hanno dato questa. Ho solo questa io. Vabbè, non è questa. Non importa. Non si può mettere la chiavetta qui? Sì, sì. Apriamo qua. No. Ah, questa qui, 20. Oggi è il 20, giusto? Sì, è questa, sì. Adesso, come preferisce? Vuole usare il telecomando? O... Faccio qua lo stesso, tranquillo, grazie. Grazie, buon pomeriggio. Tra l'altro con questa luce non si vede niente. Allora, scusate, insomma, di questo non era per aumentare il pathos. Allora, intanto grazie sia al direttore generale, al direttore sanitario, il collega Sbroggiò del Dipartimento di Prevenzione e tutti i colleghi che sono qui per questa opportunità. Allora, diciamo che oggi con voi volevamo vedere, insomma, insieme quello che tutti abbiamo affrontato, un po' ripercorrere le tappe. Io ho fatto semplicemente, diciamo, una sorta di passaggio, no? Perché molte cose io stessa, quando ci penso, insomma, mi rendo conto che non dico che le abbiamo dimenticate, ma ne abbiamo affrontate talmente tanto in un breve lasso di tempo che veramente molte cose rischiano di perdersi, di confondersi, di sovrapporsi. Questo è l'hashtag della pandemia. Abbiamo avuto diversi momenti che hanno rappresentato, se andiamo a cercare su Google i momenti, insomma, delle parole più frequenti, in genere delle curve, e vediamo che le parole più cliccate, le cose, insomma, che più hanno fatto discutere sono stati per esempio i test molecolari, i test sierologici, la parola lockdown che era sconosciuta, non sapevamo insomma che cosa si intendesse, la quarantena e contact tracing, un concetto riservato a pochi, quelli che si occupavano come noi dei dipartimenti di prevenzione di fare la classica indagine epidemiologica a seguito di una segnalazione di un caso. Quindi tutte cose riservate effettivamente alla conoscenza di pochi. Le riaperture, non eravamo abituati ad avere degli esercizi economici o delle attività che chiudessero, che poi riaprissero, che poi aprissero fino a un certo momento, che per alcuni sì, per alcuni no, insomma tutto un mondo nuovo. I rientri, anche il fatto di non viaggiare più, non vedere più gli autobus, non prenotare un viaggio, insomma tutte cose che ci hanno sconvolto in parte, ci hanno trovati veramente impreparati. Le scuole, le vaccinazioni, il Green Pass, le dosi booster, abbiamo arricchito il vocabolario della popolazione generale, tutto di una serie di parole e di concetti che effettivamente erano prima veramente patrimonio di pochi. Ecco, questa è la situazione ad oggi. Vediamo che questa è la situazione di febbraio del 2021, poi abbiamo avuto l'anno scorso di questi tempi, fino al mese di marzo, una situazione incredibile in cui abbiamo avuto un elevatissimo numero di casi, così come di ricoveri, così come di morti, poi un'altra piccola ondata e adesso siamo qui. Siamo qui con un numero elevato di casi, come si diceva prima, ma un molto più ridotto, quasi a un quarto, di ricoveri ospedalieri, per fortuna di morti, di impatto in termini di gravità.
Da dove siamo partiti lo sappiamo, siamo partiti da qualcosa che ritenevamo fosse molto lontano, perché così era stato per la SARS, e quindi insomma vabbè, un problema che riguardava un paese molto distante da noi, e che è vero che ci siamo preparati, abbiamo fatto le nostre task force come Regione Veneto, avevamo fatto un protocollo ancora a fine gennaio, ma mai pensavamo che a brevissimo sarebbe stata una cosa che ci sarebbe insomma interessata così da vicino. Infatti il 21 febbraio del 2020 i primi 2 casi, ne parlavo poco fa, e io stavo tornando a casa perché era di venerdì, e mentre ero in treno praticamente mi hanno avvertito prima dal Ministero, dall'Istituto Superiore di Sanità, che c'erano 2 tamponi che erano risultati positivi, perché in quel periodo si poteva fare la PCR da parte del laboratorio, ma per avere la conferma la poteva fare solo l'Istituto Superiore di Sanità. E quindi questi tamponi, che erano risultati di un primo test positivo, erano stati mandati all'istituto, che li aveva processati subito, e quindi insomma aveva subito individuato queste positività, tra l'altro a un giorno di distanza rispetto a quelli della Lombardia. Quindi trovarsi dalla fase di preparazione alla fase in cui sei direttamente sul campo è molto difficile. Quindi quella sera, che poi sono tornata a Padova e ci siamo visti presso la sede dell'ULSS 6, praticamente con tutto il Dipartimento, i direttori, il Presidente, in collegamento con l'Istituto Superiore di Sanità, cioè veramente un momento in cui insomma sembra che parta e inizi una guerra. Non sapevamo ancora che tipo di guerra, ma è stato un momento molto difficile, anche il fatto da parte dei presidenti decidere di isolare un comune. Era veramente una misura insomma molto molto assurda per quel momento, quasi irreale. Però è partito tutto da lì, anche perché poi siamo venuti a conoscenza della pericolosità di questo virus, cioè del fatto che colpiva le persone e la maggior parte delle persone morivano, quindi quelli che andavano a finire in terapia. È vero che abbiamo avuto molti meno casi rispetto a quelli che abbiamo avuto dopo, ma avevamo tanta paura perché si andava a finire in rianimazione e si moriva non riuscendo più a respirare. Questo era una cosa terribile, e quindi pian pianino ci siamo abituati a degli scenari, abbiamo dovuto affrontare degli scenari che mai avremmo immaginato. Venezia è così deserta. Io mi ricordo che ho fatto in quel periodo, se vi ricordate, per spostarsi bisognava avere l'autocertificazione, no? E quindi per fare qualsiasi cosa bisognava avere l'autocertificazione. E quindi un giorno insomma sono andata in giro per Venezia per andare in consiglio, ed è praticamente Venezia era terribile. Io non ci credo a quelli che dicono che era bellissima, non è vero, perché senza anima e senza voci e senza colori e senza niente, veramente come se l'umanità fosse stata sconfitta, e questa è la sensazione che io ho avuto. Restavano le cose belle, ma non aveva alcun senso, perché nessuno ne poteva godere, perché non c'era la confusione, che va bene, può anche essere insomma noiosa, ma è pesante, ma è segno di vita. E poi sono arrivate tutte le misure, cioè come fare. Sapete che poi siamo stati tutti chiusi, e quindi tutto era deserto, e poi pian pianino le riaperture. Le riaperture come? Noi abbiamo lavorato perché abbiamo coordinato come Regione Veneto su indicazione, su incarico della Conferenza delle Regioni, insieme ad altre 4 regioni abbiamo cercato di individuare quelle che erano le linee di indirizzo per le riaperture, quindi riaprire in sicurezza, ricominciare a vivere, ricominciare le nostre attività. Tutti ci ricordiamo, io per prima, i capelli lisci e lunghi con la ricrescita, e tutti i maschi che magari se li tagliavano da soli, ma insomma era sicuramente una cosa che abbiamo quasi dimenticato, ma era così. Abbiamo vissuto in questa situazione, poi mascherine, visiere, tutte le cose che adesso sembrano quasi normali. Gli spostamenti, quello che dicevamo prima, gli spostamenti impossibili, cioè nessuno poteva andare neanche da una regione all'altra, lo sappiamo, la zona arancione è ancora così.
Nessuno non solo può andare da una regione all'altra, nessuno poteva andare da un comune all'altro, a meno che non fosse un comune piccolo, mi pare meno di 2500 abitanti, si poteva andare per andare a fruire di servizi che non c'erano nel proprio comune. E quindi adesso sembra quasi che sia passato un secolo, ma l'anno scorso di questi tempi era così, eravamo prima in zona gialla rafforzata e poi eravamo arancioni, in questo periodo prima di Natale eravamo già in lockdown, quindi tutta una serie insomma di cose che hanno cambiato il nostro modo di vivere, anche il fatto di accettare, no? certe cose, anche quello di viaggiare, insomma era impossibile. E poi la scuola sicuramente, la scuola aperta, la scuola chiusa, 1 metro da una rima buccale all'altro, ma cosa vuol dire? Come sistemare le classi, e cerchiamo di fare le classi anche in altri ambienti. Poi alla fine devo dire che la scuola, perlomeno nella nostra regione, ha risposto benissimo. Abbiamo avuto un coordinamento da parte dell'ufficio scolastico regionale che io definirei esemplare, perché sono riusciti con i dirigenti scolastici ad avere quella, tranne qualche momento insomma di confusione, quella capacità organizzativa, quella calma, perché tutti i bambini i bambini e i ragazzi che sono andati a scuola hanno sempre trovato le migliori condizioni. Poi è vero che le oscillazioni dell'incidenza ci hanno portato a chiudere in alcuni comuni, a chiudere in alcune province. Se vi ricordate, con un'incidenza superiore a 250 in un distretto bisognava chiudere la scuola in quel distretto, e quindi vedevamo via via tutte le incidenze. Quando l'incidenza era sopra i 250, non per comune, perché i comuni piccoli altrimenti si chiudevano subito, ma per distretto, quindi per un insieme di comuni, si chiudevano le scuole in quel distretto. Questo ha creato sicuramente delle disuguaglianze, perché c'erano ragazzi che andavano a scuola, ragazzi che non potevano andare a scuola, ragazzi in DAD, e quindi diciamo che ha cambiato la vita delle famiglie, perché con i piccoli, con i grandi che naturalmente hanno sofferto di queste distanze, quindi una capacità di adattamento enorme da parte dei bambini, da parte degli studenti, ma anche da parte degli insegnanti, perché si sono dovuti diciamo, come si può dire, si sono messi alla prova con questo insegnamento a distanza, che adesso sembra quasi normale andare in DAD. Anche l'università ha chiuso sin dall'inizio, da febbraio del 2020 per tutto l'anno, e tutte le lauree, io le ho viste alcune li conoscevo, si sono laureate a distanza, quindi hanno perso quei momenti che erano significativi. E poi l'autunno dell'anno scorso, dopo l'inizio della scuola, avevamo avuto un'estate insomma abbastanza tranquilla, ci sembrava che veramente ce ne fossimo liberati, non avevamo quasi più casi. Nei dipartimenti di prevenzione, che è l'ambito che io naturalmente conosco meglio, si cominciava a respirare, cioè si pensava al post-Covid, di rilanciare quella che era la prevenzione. Abbiamo avuto invece i casi che un aumento drastico del numero dei casi, e di conseguenza diciamo tutto quello che questo ha comportato. Poi a dicembre finalmente, insomma, la svolta, finalmente sono arrivati i vaccini. Il 27 dicembre c'è stato l'Open Day, finalmente le prime centinaia di dosi di vaccino, e quella è stata la nostra speranza. Noi sappiamo nella storia della medicina che la presenza e l'arrivo di un vaccino suggella la fine di una pandemia, la svolta, l'inizio di un percorso, diciamo, di salvezza. E quindi ecco il vaccino, dapprima insomma scortato con tutte le precauzioni che questi strumenti, questi mezzi così importanti comportano, abbiamo cominciato. Anche lì di nuovo tutta la sanità si è messa in gioco, i centri vaccinali di popolazione, il fatto di chiamare le persone, tutti gli anziani, la prioritarizzazione con momenti di confusione anche sulle categorie, quindi il sospetto di chi voleva superare l'altro, insomma tutta una fase che forse è facile dimenticare, ma che invece abbiamo vissuto, perché anche il fatto di dover prioritarizzare una
un qualcosa che ti può salvare la vita non è facile, quindi prima i sanitari, le forze dell'ordine, tutti i servizi essenziali per mantenere la società e gli anziani perché sono i più fragili, ma io mi ricordo che ci sono state anche molte proteste perché cominciavi con una coorte invece che con l'altra, quindi veramente molto, molto complicato. E quindi questo appunto l'allestimento di tutti gli hub e i centri di vaccinazione di massa e poi non è finita. E poi non è finita perché arrivano le varianti. Già dal dicembre, gennaio dell'anno scorso abbiamo avuto la comparsa della variante Delta e poi la Beta e adesso abbiamo l'Omicron e queste varianti che sono fonte di preoccupazione a livello internazionale ci hanno messo di fronte a un'altra realtà, la realtà di un virus che cambia e che trova spiazzati di nuovo quasi tutti. Dico quasi perché effettivamente la variante Delta è vero che era ed è contagiosissima e che quindi all'improvviso abbiamo visto che in molti casi si generavano da un singolo caso, quindi ci siamo trovati a gestire dei focolai in termini di tracciamento molto grandi e ci sono stati dei momenti come adesso dove quando i numeri sono alti che non riesci a chiamare tutti, ad avere il tracciamento di tutti i contatti. Però il fatto che buona parte della popolazione, soprattutto le categorie più fragili, erano quasi tutti vaccinati per la prima e la seconda dose, ci ha permesso di superare anche la fase più difficile della variante Delta. E poi è arrivato il Green Pass. Il Green Pass è questo strumento così controverso, odiato, amato, lascia passare, salvezza, non lo so. Se ne parlava prima, anche quando c'era la peste, chi aveva superato la malattia era una persona che poteva passare, che poteva frequentare certi ambienti perché non era in pericolo lui e non metteva in pericolo gli altri. Questo è il significato e deve essere il significato di questo certificato verde che ha creato e crea veramente molte difficoltà e quindi molte difficoltà di accettazione come strumento visto come strumento discriminatorio e non invece come uno strumento protettivo, perché questa è la funzione che deve avere, la funzione di proteggere la persona e di proteggere gli altri dalla possibilità che uno inavvertitamente possa rappresentare un pericolo. Comunque una grande innovazione. E adesso ci troviamo a dicembre del 2021 e ci troviamo con probabilmente, anzi senza probabilmente, con una variante che dice l'ECDC, che è l'ente europeo per le malattie infettive, che nei primi 2 mesi del 2022 diventerà la variante dominante. Di questa variante Omicron non sappiamo molto. Sappiamo che è molto contagiosa, dalle 10 alle 20 volte più contagiosa della variante Delta, quindi significa che molto rapidamente passa da un soggetto all'altro. Sembra, ma non è sicuro, che possa essere meno grave rispetto ai quadri clinici che hanno dato gli altri tipi di virus, ma comunque tutte le autorità internazionali dicono aspettiamo un attimo prima di cantar vittoria, cioè prima di pensare che questa variazione, questa variante possa essere considerata come l'avvio di come se dovesse diventare una sindrome influenzale. Non lo sappiamo ancora, i casi sono ancora pochi per poter dire che questa è una variante che dà meno problemi rispetto a quello che ha fatto il virus fino ad ora. Certo è che la situazione è questa, se vediamo la curva in rosso è quella del 2020, la curva in blu è quella di adesso. In alto vediamo i nuovi positivi, vedete l'inizio dell'impennata della curva inizia dopo rispetto all'anno scorso che era iniziata all'incirca a ottobre, nella prima metà di ottobre, adesso è iniziata a fine novembre, primi di dicembre, però è stata molto rapida e quindi è molto probabile che questa Omicron già circoli. A livello internazionale si dice che il 70% sono casi autoctoni, il 30% sono casi importati, non lo sappiamo ancora. Però sicuramente c'è un elevatissimo numero di casi. I ricoveri, vedete, questi sono quelli del 2020, questi sono quelli di quest'anno, sono molto, molto meno, però bisogna essere cauti anche nell'interpretare
questi casi, perché insomma vedremo come va. È chiaro che questa differenza è determinata innanzitutto dal fatto che abbiamo fatto e abbiamo l'87% della popolazione della regione che è vaccinata. Questo è un successo, questa è una cosa insomma veramente incredibile, che la popolazione generale per l'87%, indipendentemente dall'età, tutte le coorti siano vaccinate, diciamo con una copertura media dell'87%, è un risultato enorme, di enorme successo della sanità pubblica, perché questo vuol dire che abbiamo evitato morti, abbiamo evitato ricoveri, abbiamo evitato chiusure, abbiamo evitato altri lockdown totali o parziali, quindi adesso tutto sommato insomma viviamo in una realtà quasi normale, nel senso che facciamo e troviamo tutto quello che vogliamo, tranne un po' di cautela. Questo è li facciamo vedere sempre anche nelle conferenze stampa, è chiaro che sono i tassi per 100.000 abitanti, l'uno per quanto riguarda i positivi, gli altri per quanto riguarda i ricoveri, gli istogrammi in rosso sono quelli dei non vaccinati. È chiaro la popolazione che è più suscettibile, ma questa non riguarda solo il Covid, riguarda tutte le malattie infettive, sarebbe lo stesso se parlassimo di morbillo o se parlassimo di altre malattie estremamente contagiose. La popolazione non vaccinata non è protetta e quindi è più suscettibile al virus e quindi più facilmente si ammala. Quindi non ci sono grandi teorie o grandi scienze, è così e basta. La popolazione più suscettibile si ammala, tra la popolazione che si ammala ci sono quelli che vanno a finire in ospedale. Per fortuna al momento la mortalità si mantiene bassa. Questo è un po' tutto il percorso e allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare attenti, dobbiamo cercare di stressare al massimo quello che è il comportamento che noi abbiamo adottato, cioè quello di estrema attenzione, perché non è finita. E quindi stare attenti, vaccinarsi se non si è vaccinati, fare la terza dose se siamo insomma nei tempi. Noi lo facciamo a 5 mesi, l'ECDC dice sarebbe consigliabile anche a 3, quindi è probabile che insomma altre cose che potrebbero cambiare nel breve periodo. Voglio dire un'altra cosa che ritengo importante, poi noi ci attacchiamo sempre alle dichiarazioni, poi è stato detto che valeva 6 mesi, è stato detto che valeva 9 mesi, è stato detto che bastavano 2 dosi. Con questo virus non possiamo dire è stato detto ed è così, perché non lo è, perché cambia continuamente, perché lui ci spiazza continuamente e siamo in una guerra bisogna sempre cambiare strategia per cercare di vincere l'avversario. Non abbiamo un nemico definito, abbiamo un nemico che si presenta ogni volta con una faccia diversa e noi tutte le volte, per evitare che questo insomma possa prevalere su di noi, dobbiamo trovare tutte le strategie possibili, tutte le armi possibili per difenderci. Ma questa è un'azione di comunità che non la fa il singolo per se stesso, la fa per se stesso ma la fa anche per gli altri. Io spero che il 2022 sia questo, cioè che sia di nuovo calze, come si dice, pantaloni corti, scarpe da ginnastica, confusione positiva e quindi insomma speriamo magari di vederci l'anno prossimo per dire quello che è stato e perché tutto sia stato superato. Grazie. Grazie dottoressa. Fa un po' impressione, devo dire, rivedere così in 10 minuti tutte le date una dietro l'altra e di alcune delle cose che la dottoressa Russo ha citato parleremo poi anche più approfonditamente più tardi. Ora lascio lo spazio alla dottoressa Donatella Caprioglio, psicoterapeuta e scrittrice, che ci racconta un po' la pandemia vista dagli occhi dei bambini. Sono stati un po' dimenticati i bambini durante la pandemia, così si è detto spesso. Vediamo se la dottoressa è d'accordo. Loro. Allora. Allora, buongiorno e sono molto contenta di poter parlare dei bambini e di quello che è passato nell'anima dei bambini.
in questo periodo e che passa ancora, perché quando succede qualcosa di così grave come quello che abbiamo passato, che è un traumatismo collettivo, diciamo che le conseguenze non sono sempre solo nell'immediato, ma anche poi nell'andare del tempo. Io comincerei questa piccola introduzione dicendo che si parla molto di bambini, ma non si parla ai bambini in genere. Invece qui è successo il contrario. Qui ai bambini si è parlato attraverso le conferenze giornaliere e i bambini si sono sentiti presi in considerazione. Quando succede qualcosa come quello che ci è successo di impensabile, in genere ci sentiamo attaccati nella nostra identità, nella nostra sicurezza. E la cosa che facciamo è di riunirci insieme e di trovare delle figure rappresentative che ci rassicurino. I bambini hanno potuto notare, sono sicura, dallo sguardo dei loro genitori una preoccupazione. I bambini sono dei ragionieri dello sguardo, guardano quando il genitore è preoccupato, è inutile imbrogliarli, è inutile dire se siamo tristi e loro ci dicono ma sei triste, non è vero, perché loro lo capiscono, poi però li confondiamo. Sicuramente devono aver visto uno sguardo molto angosciato, perché eravamo tutti angosciati, ma anche una salvezza nel fatto che i loro genitori, tutti chiusi in casa, guardavano delle dirette televisive e in qualche modo forse quello sguardo veniva più rasserenato, proprio perché c'era bisogno di stare tutti quanti insieme. I bambini sono riconoscenti in questo e credo che abbiano capito che bisognava interagire con qualcuno che in qualche modo rassicurava la loro famiglia. Noi ci costruiamo attraverso lo sguardo dell'altro. Quando veniamo al mondo, se abbiamo uno sguardo accogliente, ci sentiamo bene in questo mondo. Se invece abbiamo uno sguardo ambivalente, siamo un po' fuori luogo. In quel momento avevamo bisogno di sguardi rassicuranti. Quello che è successo per la personalità anche del presidente, del governatore, per il suo parlare vero che ai bambini piace, per questa dinamica che si è creata di sguardi, di restituzione, i bambini hanno voluto partecipare e hanno cominciato con riconoscenza a mandare dei disegni. Non hanno solo fatto questo, hanno fatto anche di più. Hanno mandato perfino dei pulcini fecondati, delle uova fecondate, non dei pulcini, delle uova fecondate, trasformando il governatore da figura simbolica necessaria di riferimento, perché quando si sta male si hanno bisogno di figure di riferimento, a una figura non solo paterna ma anche materna, visto che il governatore ha fatto fecondare con un'incubatrice pulcini, è diventato perfino una mamma. Insomma, sono nati questi pulcini e c'è stata una vera e propria filiazione nei bambini. E quando il governatore faceva vedere il numero dei morti, faceva vedere anche il numero dei nati, ma anche dei pulcini. Queste sono dinamiche molto positive per sorreggere una situazione di grossa tensione, di grossa paura. Ma i bambini hanno mandato tanti disegni, l'hanno fatto loro, non li abbiamo chiesto noi, cosa che sarebbe giusto fare per una famiglia. Disegna, perché il disegno è comunque proiettivo ed è sempre un'elaborazione di un pensiero, quindi fa sempre bene disegnare. Sono stati dei regali, diciamo, è stata la generosità. E quindi ci siamo trovati, almeno io ero fuori della regione, ma insomma mi sono trovata a dire, un po' come terapeuta, ma che cosa si fa di tutti questi disegni? E ho avuto la fortuna di interagire con la dottoressa Russo, che con la sua capacità organizzativa ha messo su un comitato scientifico e ci siamo messi a vedere che cosa erano questi disegni, perché non bisogna pensare che il bambino anche piccolo, perché c'erano dei disegni anche di bambini piccoli,
non riesce a capire l'entità del problema. Tante volte, questo mi era successo con l'11 settembre, che avevo chiesto di fare dei disegni a dei bambini piccoli, prescolari e scolari, avevo avuto molta difficoltà da parte dei genitori che dicevano no, ma tanto il bambino piccolo non capisce. Invece si vedeva, mi ricordo, gli aerei che entravano dentro nelle loro case, quindi il bambino vede, ma se qualcuno non gli spiega rimane l'angoscia. Allora, assieme alla dottoressa De Pieri, alla dottoressa Micheletto, Marta Orlando, al Dipartimento della Scuola, abbiamo preso questi disegni e abbiamo cercato di classificarli, anche se classificarli è un termine che non mi piace molto, perché i disegni sono molto belli e quello che ci ha colpito è la generosità di questi bambini, ma è il mondo interno. Noi avevamo e abbiamo una fotografia storica di un momento eccezionale e l'avremo, spero ancora, con i disegni che verranno raccolti man mano che questa mostra ci sarà. Che cosa abbiamo visto? Adesso vorrei farvi vedere i disegni, brevemente. Ecco, i bambini prescolari. Non è detto che anche un bambino prescolare non possa mostrare un segno. Noi sappiamo che in tutti gli astratti c'è sempre un figurativo. Vedete, ci sono dei disegni bellissimi che basta un segno per mostrare un'emozione. Questi sono prescolari. Questo è un bambino molto piccolo, eppure ha mostrato qualcosa. Lo stesso Tommaso. Il coronavirus è nascosto, è circoscritto. Il disegno, la forza del colore. Qui c'è già un piccolo collage, però c'è sempre nel bambino piccolo la natura, il ricorso alla natura come sicurezza. Qui siamo riusciti a toglierlo, a metterlo dietro le sbarre. E poi ci sono stati questi pulcini molto importanti, il bisogno di identificazione dei bambini a qualche cosa di rassicurante. E questa è una bambina, Anita, 21 mesi, non sa credo neanche disegnare, ma disegna come faceva Tiziano all'ultimo momento della sua vita, con le mani. Eppure guardate come riesce a dare l'idea di questi pulcini. Qui c'è ancora dei pulcini, Luca Zaia in mezzo, altri pulcini, questi sono bellissimi, sono molto simili a Giacometti, mi piacciono molto, io sono rimasta colpita di questi. E poi Luca Zaia come figura di riferimento. C'era bisogno, i bambini lo hanno capito e sono stati grati che abbia parlato con loro. Si sono sentiti rispettati. I bambini hanno bisogno di questo, avevano bisogno, oltre alla loro famiglia, anche di una figura di riferimento. Qui, ed è identificato come un eroe, naturalmente. Qui c'è un collage, ecco, un super Zaia, ma anche Iron Man, il bisogno di riferimento dei loro eroi. C'è bisogno di figure rappresentative. La sanità, i medici, gli infermieri sono stati molto, molto disegnati. Eccoli qui, qualche esempio, grazie ai dottori e agli infermieri. I bambini in età invece scolare sono molto più normativi, quindi hanno introdotto tutte le regole. Sappiamo benissimo che i bambini amano le regole e le hanno rispettate. I dottori sono qui, è un dottore con lo scudo, quindi è un guerriero. Anche questo, identificazione con il loro mondo, con i loro modelli. I modelli servono in questo momento, l'immaginario è chiaramente attaccato, c'è bisogno di figure rappresentative. La scuola, scuole vuote, questa è la scuola con i banchi senza nessuno. Gli arcobaleni, figura che fa sempre molto piacere ai bambini disegnare, sempre molto belli, mai banali. Qui si può ipotizzare che c'è la famiglia e i nonni forse in cielo. I nonni sono stati molto nominati, il bisogno di ricorrere al pensiero ai nonni, ma anche il dispiacere di non avere la rassicurazione affettiva. Ancora altri arcobaleni, il coronavirus in tutte le salse, e qui vediamo come il bambino dentro casa si sente protetto.
La casa è stata disegnata moltissimo come un punto di riferimento, come diciamo una protezione totale. Ecco qui, resto a casa, Federica si immagina che si sta bene nella casa sua. Disegni, come vedete, molto belli, molto forti. La casa all'interno dove c'è la famiglia. La famiglia è stata meno rappresentata perché la famiglia era dentro casa, come casa di Giulia qui, dove si vede una vita di famiglia serena, lei che guarda i cartoni, c'è il gatto, ci sono perfino i quadri, c'è una serenità dentro la casa, ancora casa che difende, quindi proprio un archetipo protettivo. E la natura, moltissima natura. I bambini hanno bisogno di natura. Questo è un disegno che mi piace molto, che dà l'idea della desolazione che hanno provato i bambini. Altre altalene vuote, però natura coltivata. I bambini veneti vivono molto anche nella campagna e quindi coltivata e anche si semina e si raccoglie. Natura che finalmente si può ritrovare con la gioia di stare, di condividere. La musica che ci ha unito tutti e che trasporta, è stata molto importante anche per i bambini. E poi, appunto, quest'idea che la vicinanza, la condivisione è stata molto importante. Ma poi ci sono state anche delle parole, brevemente, non voglio far perdere molto tempo, però sono molto, molto importanti, perché anche la parola fa esistere. Il disegno elabora un'emozione, ma anche la parola fa esistere. E queste parole sono veramente pensieri spontanei, molto divertenti anche, no? Che però esprimono fiducia, riconoscenza, vicinanza affettiva, no? Attraverso la restituzione di quella attenzione che è stata loro data. Questo è quello che si è prodotto ed è stato salvifico per i bambini. Non bastava la famiglia, dovevamo essere tutti insieme. C'è stata una comunità. Allora vi leggo qualche frase. Bravo a parlare con tutti, anche con noi bambini. Ci hai fatto tanta compagnia, dice Gaia e Azzurra di 6 e 8 anni. Ti scriviamo a mano perché vogliamo che tu senta quanto amore ci mettiamo nei pensieri che scriviamo. Dico, sono anche molto delicati. Poi, l'attenzione per l'altro, grazie per quello che fai, ma tu come stai? Cioè se tu pensi a me, anch'io penso a te. Oppure accettare le regole imposte. Ho 5 anni, ascolto i tuoi consigli, metto la mascherina, anche se non vado da nessuna parte. Vi è sincerità nell'analizzare la situazione. Spero che il coronavirus vada via perché vorrei guardare i cartoni quando mangio, invece i miei genitori vogliono guardare te, dice Lorenzo di 5 anni. Poi, identificazione ai modelli familiari. Vorrei tanto abbracciarti perché assomigli a mio nonno, che è in cielo, dice Alissa. Voglia di giocare. Quando il coronavirus sarà isolato, potremo andare in altalena. Di aggrapparsi alla vita. Quando parli, aspettiamo che ci mostri i nuovi nati. Sono molto contento che i pulcini siano nati, dice Ettore di 7 anni. Di sperare di ritornare alla vita sociale. Quest'anno devo iniziare la scuola e sono sicuro che ci andrò. Pietro, di 5 anni. Mi sono mancati gli abbracci delle mie amiche, dice Caterina. Di aiutare la sanità. Spero che vinceremo il coronavirus. I soldi per i dentini sono per l'ospedale. Maria, di 8 anni. Tanti soldi per i dentini sono andati per gli ospedali. Di far parte di un gruppo. Ormai fai parte di noi, dice Elia, di 4 anni. Anche se siamo isolati, non saremo mai soli. L'idea della comunità, di pensare che la natura ci può soccorrere. Abbiamo piantato nell'orto patate e fagioli perché il nonno dice che hanno sfamato il mondo, dice Matilda. Abbiamo costruito un pollaio. Se ci mandi 2 pulcini, li chiameremo uno Luca e uno Zaia. Quando ho potuto uscire al parco, ho potuto accorgermi della primavera. Bene, che la famiglia è importante. Durante il coronavirus mi sono dedicato alla famiglia.
Mio papà, dice Riccardo di 8 anni, lavorava al computer e faceva ogni tanto una pausa. Ora è fuori che gioca a pallone in giardino. E poi non vedo l'ora di vedere i miei nonni. E la generosità necessaria, ti do la mia paghetta, è poco. Ma la mamma dice che ogni goccia bagna. I miei nonni hanno voluto donarti le mitiche castraure di Sant'Erasmo e i buranei fatti dalla nonna. Poi di affermare il bisogno di figure simboliche che rassicurano. Abbiamo bisogno di leader come te, dice Anna. Mi piace molto come parli, Angelica, 5 anni. Vorrei conoscerti perché mi sei simpatico. Di voler restituire quello che si è ricevuto. Dici sempre che noi bambini siamo stati bravi a rimanere in casa. Anche noi vogliamo dire bravo a te, Giorgio e Mattia di 6 anni. Vorrei fare i complimenti a Chiara, la signora della lingua dei segni, che è stata molto disegnata. Vedendo lei ho deciso che voglio impararla anch'io. I nostri genitori lavorano al supermercato, grazie di aver tenuto chiusi i supermercati domenica. Dimostrare i confini labili tra realtà e fantasia. Ho disegnato questa giraffa con il collo così lungo per vedere dall'alto finalmente una via d'uscita, dice Lorenzo di 7 anni. Oppure mia sorella Greta voleva vedere se esisti perché ti vede solo in TV. E di confidare infine una pena. Ho passato tanti momenti difficili, dice Marta dei 6 anni. E di dare consigli saggi, con mascherina e guanti, la vita va avanti, oppure Elia di 5 anni, stammi bene e continua così. Ecco, diciamo che ogni frase data, donata, no? Ha un senso per il bambino che la scrive, perché lo fa esistere. E poi questa frase è stata attaccata in questa mostra e credo che i bambini siano felici di vedersi rappresentati. E per noi adulti dà il senso di valori, i valori della scuola, i valori della comunità, i valori dei nonni, i valori della natura. Ci hanno detto tutti questi bambini e quindi è importante averli trascritti, averli messi là e soprattutto è importante continuare a capire quello che sta succedendo e capire che un bambino che si è sentito rispettato in questa fase così difficile sarà sicuramente un adulto che saprà rispettare. Grazie. Grazie dottoressa. Molto bella quella frase del bambino che ha disegnato la giraffa per guardare un po' oltre, molto poetica, molto molto bella. Adesso dopo diciamo le parole e gli sguardi dei bambini cerchiamo di fare il contesto storico in cui si inserisce questa pandemia e lo facciamo con il dottor Mario Po, che è il direttore del Polo Culturale Museale della Scuola Grande di San Marco. Buon pomeriggio a tutti. Io cercherò di intrattenervi su una focalizzazione di tipo storico, soprattutto per cercare di cogliere l'insegnamento che dalla storia ci deriva. Parlando soprattutto di peste, perché la peste ha un carattere paradigmatico rispetto all'insieme delle epidemie che hanno attraversato la storia, ma anche rispetto ad altre malattie, tenendo conto di ciò che Venezia ha fatto in ordine alla organizzazione della sanità veneziana. Parliamo di oggi, parliamo di ieri, possiamo parlare anche del futuro, parliamo di storia. Io credo che, appunto, sentendo anche gli interventi precedenti, la pandemia dovrebbe aiutarci a capire qual è il valore della storia. Noi viviamo un dramma, a mio parere, che è il dramma della dittatura del presente, come dicono gli studiosi, anzi del monopolio del presente. Il presente monopolizza il tempo.
Addirittura gli esperti dicono c'è il presente del passato, il presente del presente e il presente del futuro. C'è solo presente. La storia ci aiuta, dovrebbe aiutarci a fornirci quel codice interpretativo per capire la realtà. Quindi la domanda di fondo, secondo me, è se noi siamo disposti individualmente, come collettività, come comunità e vorrei dire anche come Occidente, a accettare l'insegnamento della storia, perché la storia a volte è severa. Le pandemie, le epidemie, la peste. Di peste si parla nella Bibbia perché il Signore infligge agli egiziani le 10 piaghe di Egitto, perché il faraone non è disposto a lasciar uscire dall'Egitto il popolo di Israele, e somministra 10 piaghe. Tra queste 10 piaghe la quinta è appunto la peste. La peste che riguarda gli animali e che riguarda gli uomini. E questo, come dire, è molto importante perché non c'è scampo per gli empi. Anzi, potremo poi trovare una correlazione tra la quinta piaga d'Egitto e il quinto comandamento del Decalogo di Mosè, non uccidere. Ma di peste si parla anche nel libro di Samuele, perché il Signore dice a Davide, colpevole, ti do nella mia misericordia la possibilità di scegliere il tuo castigo tra 3 anni di fame, di carestia, 3 mesi di guerra, 3 giorni di peste. E Davide, credendo di scegliere il castigo, quello più lieve, sceglie i 3 giorni di peste. 3 giorni di peste, dice la Bibbia, si tramutarono in 70.000 morti, ma noi sappiamo che il 7 e tutti i multipli di 7 hanno un significato dell'infinito, dell'incalcolabile. Quindi il castigo è stato tremendo. La peste quindi entra come un elemento di terrore nell'inconscio della civiltà occidentale e anzi, diciamo, nell'antichità sicuramente, ma vorrei dire forse anche oggi, mi pare, molti associano questi flagelli all'Apocalisse o comunque a una profezia catastrofica di qualcosa di determinante che deve accadere. Sicuramente c'era una grande confusione all'epoca. C'era una grande confusione perché non si capiva qual era la causa e non si sapeva cosa fare. Di peste si parla anche nei secoli successivi e parliamo in questo caso di eventi che sono documentati storicamente. La prima peste documentata storicamente è quella del 430 a.C., la cosiddetta peste di Pericle, che è descritta molto bene da Tucidide nella guerra del Peloponneso, e qui devo dire che noi a Venezia, direttore, nella nostra biblioteca abbiamo conservato il manoscritto di Tucidide per alcuni secoli. È la peste che colse Pericle, e Pericle, forse il più grande degli statisti di tutti i tempi, morì di peste. Poi ricordiamo la peste di Siracusa del 395 a.C., la peste di Libia del 126 a.C., la peste di Marco Aurelio o di Antonino Pio del 167 d.C. e la peste che coinvolge anche Galeno. Galeno, a tutti noto, era a Roma, scappa e va nel suo paese natale, nell'Asia Minore, a Pergamo, e lascia scritto «Fuggi, cito, longe tarde». Fuggi il prima possibile,
fuggi il più lontano possibile e ritorna il più tardi possibile. Le epidemie di peste sono ricorrenti nell'antichità ed hanno quasi sempre avuto un'origine in Oriente, nel Levante. Anzi, il più antico serbatoio di peste al mondo è il Kurdistan, con una direzione verso la Cina e verso la Mongolia. Anzi, la paura di peste, quando arriva in Occidente, arriva come un evento nato nel Katai, ma nessuno sapeva dov'era il Katai e i racconti che arrivavano erano racconti sempre di viaggiatori come dire, impressionati, che trasmettevano dei fatti assolutamente straordinari che aumentavano il panico e il terrore. C'è poi la peste di Giustiniano del 543 d.C., è una peste super documentata che ha dimezzato la popolazione italiana e la popolazione europea. La popolazione italiana a quell'epoca era di 4 milioni, sono morti in 2 milioni. C'è una pausa di alcuni secoli, ma arriviamo al 300, esattamente al 1348. Per la verità a Venezia, diciamo, in quel momento non si pensava molto alla peste, perché esattamente nel 21 marzo 1347 il Maggior Consiglio si riunisce e decide di bloccare la istituzione di ospizi, che erano diventati così numerosi che impedivano persino lo sviluppo demografico all'interno del cuore di Venezia, la Civitas Rivoalti, come si dice. Ma preceduto da un terremoto del 25 gennaio, nel 1348 arriva la peste. Da dove arriva? Arriva dal Mar Caspio, appunto, attraverso la Crimea, i Balcani, la Dalmazia, ed è la morte nera. 37.000 morti su 110.000 abitanti di Venezia. In Europa 30 milioni di morti su 100 milioni di abitanti. La città, Venezia, è una tomba enorme. Nessuno si occupa più delle funzioni dello Stato, non ci sono più le riunioni del Senato, del Maggior Consiglio, della Signoria, la paura si è impadronita della città e si temono aggressioni militari dagli avversari di Venezia, a cominciare dai turchi, i quali non hanno mai avuto paura della peste o comunque non l'hanno mai considerata un vero e proprio pericolo, ahimè, per loro e per noi. Nella primavera del 1400 la peste è a Ragusa, Dubrovnik. Venezia, che aveva cominciato a capire qual era la genesi di questo fenomeno, vieta l'ingresso in porto a tutte le navi provenienti dalla Dalmazia. Però questo non è sufficiente per bloccare la peste, perché nel maggio del 1423 entra in città. Doge è Francesco Foscari, forse il più grande doge di tutta la storia di Venezia. Governò per 34 anni. E subito dopo la sua nomina, siamo il 28 agosto del 1423, dopo che erano morti tutti i suoi figli maschi, tranne uno, di peste, indice la riunione del Senato, sostanzialmente per decidere 3 cose. L'introduzione di un sistema di informazioni organico sui paesi contagiati. Il primo lockdown, la chiusura di tutte le frontiere. Il divieto di accogliere i foresti infetti, con pena per le violazioni di 6 mesi di carcere duro.
e soprattutto 3, la realizzazione del primo ospedale di Stato. Nasce la sanità pubblica. La sanità pubblica nasce con la peste. Il primo ospedale di Stato viene realizzato per gli appestati all'isola Santa Maria di Nazareth. La decisione, la cosiddetta parte, è approvata con 53 sì, 31 no e 12 non sinceri, cioè astenuti. Quindi una decisione che non è stata approvata con una percentuale elevatissima, però c'è stata. Venezia decide e va avanti. Nasce quindi il Lazzaretto Vecchio. Il cosiddetto Lazzaretto Vecchio è finanziato con gli introiti proventi dell'ufficio del SAL. L'ufficio del SAL aveva degli introiti imponenti perché si occupava del commercio del sale proveniente dai luoghi foresti già dalla metà del 1200, fissava anche il prezzo del sale. E viene realizzato appunto nell'isola di Santa Maria di Nazareth, che oggi chiamiamo Lazzaretto. Perché Lazzaretto? Perché a Venezia si usano i diminutivi vicino a San Lazzaro. San Lazzaro era il lebbrosario, lo vediamo qui in fondo sulla destra, era il lebbrosario dal 1262. Era per la verità nato nel 1196, ma era in città. Poi decidono, per motivi intuibili, di spostarlo in un'isola. Tra l'altro, l'ospedale di San Lazzaro è il predecessore direttore del nostro ospedale San Lazzaro dei Mendicanti. La storia è questa. E la scelta di portare i lebbrosi all'esterno, diciamo, della città era una scelta non forse tanto legata alla questione del contagio, perché la lebbra non è una malattia molto contagiosa, ma è una questione, vorrei dire, psicologica, perché la malattia ha un fortissimo impatto psicologico, sappiamo quali sono le dinamiche di questa malattia. Fatto sta che il 23 maggio del 1300 viene deciso, uso questa parola che forse è un po' brusca, però si usa, un repulisti generale di tutti i lebbrosi che stavano in città e che stazionavano nei ponti, nelle calle, nei campi e vengono portate, se veneziani, vengono portati all'isola dei morti viventi, cioè a San Lazzaro, gli altri espulsi. Si crea quindi una specie di arcipelago dell'isolamento. San Lazzaro, il lebbrosario, Santa Maria di Nazareth, l'isola degli appestati. – 1453, la caduta di Costantinopoli. È un evento di un'importanza straordinaria, epocale. Io credo che neanche la caduta dell'impero romano d'Occidente sia così importante come la caduta di Costantinopoli, e c'è un impatto anche rispetto alle epidemie, rispetto in particolare alla peste, perché è un cambiamento non solo politico, è un cambiamento di cultura, di civiltà. Come dicevo prima, i turchi non hanno mai avuto alcuna sensibilità rispetto alle misure di politica sanitaria. Per trovare misure adottate dagli ottomani bisognerà attendere il 1820, il 1840, con le prime misure di sanità e igiene pubblica degli ottomani adottate in Serbia, adottate in Egitto e poi in Anatolia. Quindi Venezia si rende conto che la questione si è complicata di molto e c'è un bel detto che si è tradotto anche in una serie di provvedimenti veneziani che dice «Vardarse da chi non se varda». Vardarse da chi non se varda. Cioè attenzione altissima verso tutto ciò
che avviene nel dominio ottomano, ma anche verso tutto ciò che avviene negli stati vicini, magari anche amici, ma meno attenti. E Venezia, consapevoli di questa criticità, introduce una novità che è straordinaria, e questo lo capiamo dai documenti che troviamo negli archivi dei paesi stranieri. Troviamo i documenti delle misure di sanità adottate a Venezia. Venezia condivideva le informazioni in suo possesso sulla sanità del Mediterraneo con gli avversari economico-commerciali, ma addirittura con i nemici politico-militari, perché era assolutamente consapevole che questa era la strada per evitare poi di avere, come dire, delle ricadute. Passano circa 50 anni, ci si rende conto che ci sono altre esigenze di isolamento legate alla contumacia e legate all'isolamento dei sospetti. Quindi nel 1468 si decide l'istituzione del cosiddetto lazzaretto nuovo in un'isola di fronte a Sant'Erasmo. La decisione è assunta con 43 sì, 11 no, 16 non sinceri. La percentuale dei sì qui comincia a essere più alta rispetto alla decisione del lazzaretto vecchio. Sicuramente Venezia non conosce le dinamiche, diciamo, scientifiche, ma questo è un dato di fatto, assume le decisioni giuste. Assume le decisioni giuste sulla base anche di un principio, che la peste non riusciamo a curarla, ma possiamo prevenirla. La possiamo prevenire, dicono, impedendo a persone, animali, merci contagiate di entrare in città. La possiamo prevenire cercando di limitare la propagazione del contagio con l'isolamento dei contagiati, lo sboro, cioè l'espurgo dei mezzi, la bruciatura delle merci, la pulizia dei canali, la raccolta delle immondizie, l'igiene degli alimenti, la limitazione della prostituzione, il controllo della vendita dei farmaci. Che spiegazioni si davano rispetto all'origine della peste in Occidente? Adesso non mi dilungo molto, ma sostanzialmente le teorie che si combinavano erano due. La cosiddetta teoria aerista, che nasce da Ippocrate. Ippocrate dice: la causa di una malattia che riguarda tutta la popolazione sta in un elemento condiviso da tutti. Questo elemento è l'aria. L'aria viene corrotta dagli altri 3 elementi naturali, e cioè l'acqua morta, la terra impaludata, il fuoco a picco, del sole a picco. Questo corrompe anche l'organismo, e con la teoria dei 4 umori si aggiungeva la spiegazione più clinica del fatto che c'era uno di questi umori, esattamente il sangue, come un umore caldo e umido, che aveva una secrezione abnorme che segnalava una putrefazione degli organi interni del nostro organismo, e questo dava luogo al processo della peste. Ma francamente su questa spiegazione a Venezia non ci si intrattiene molto, per i motivi che ho detto prima. Ci si occupa soprattutto della prevenzione. Nel 1484 ritorna, ahimè, la peste, e addirittura muore il doge di peste, il doge Giovanni Mocenigo. La Repubblica a questo punto dichiara guerra totale alla peste. E lo fa con un salto di qualità straordinario, eccezionale. Il 9 gennaio 1489 afferma che la gestione dell'epidemia è una gestione dello Stato. Non era
una decisione assolutamente scontata, perché in altre parti d'Italia, in altre parti d'Europa, questa vicenda non era in mano allo Stato. Se pensiamo a Milano, ad esempio, non era così. Il magistrato della sanità ha un potere enorme, un potere su tutti gli organi dello Stato, tranne il Consiglio dei 10. Una competenza straordinaria, competenza di torturare, di infliggere pene corporali, compresa la pena di morte. Giurisdizione sui poveri in quanto veicolo di malattia. Questa competenza che nasce inizialmente sulla peste si allarga poi a tutte le malattie e questo è il primo Ministero della Salute del mondo. Secondo me il 9 gennaio dovremo fare festa. Il 9 gennaio in Italia, nel Veneto, noi che abbiamo inventato il Ministero della Salute dovremo fare festa nazionale o festa regionale, non lo so, direttore. Questo modello diventa poi, diciamo, un punto di riferimento per tutti gli altri stati europei. Il magistrato alla sanità si alimentava di informazioni, che erano informazioni che arrivavano dagli uffici dello stesso magistrato in terraferma, dagli uffici della rete diplomatica veneziana all'estero, ma che arrivava anche dalle denunce orbe. Ci sono tantissime disposizioni, tantissime leggi della Repubblica che incentivano le denunce orbe, cioè le denunce anonime. Adesso noi non le consideriamo con grande credito. All'epoca erano assolutamente uno strumento di conoscenza importante. La sede del magistrato è sulla fondamenta di Terranova e fu lì fino al 1806, poi arrivarono i barbari e trasformarono quel sito nei giardinetti reali. Allora, vi faccio vedere questa immagine perché dopo il 1630 Venezia schiera, se vedete, c'è una specie di linea di 3 baluardi strategici nati dalla volontà dello Stato di vincere la peste. In fondo il Redentore. Sul Redentore che cosa succede? Succede che Venezia fa un patto direttamente con Dio, senza mediazioni particolari, cioè c'è una richiesta dello Stato ufficiale, ci hai dato una missione? Sì, adesso salvaci. Peste del 1575. La terza domenica di luglio del 1577 lo Stato dichiara Venezia fuori dalla peste e onora il suo patto. Realizza il tempio palladiano, spendendo 100.000 ducati, dedicato al Redentore. Ma al centro, tra il Redentore, la sede sulla fondamenta di Terranova del Magistrato della Salute, al centro c'è la Basilica della Madonna della Salute, che è nel sito più mercantile di Venezia, perché è esattamente, se vedete, a ridosso della dogana da mar, cioè dove arrivavano le navi mercantili, dove quindi si poteva intercettare il rischio, come dire, del contagio. Ed è anche il centro di questo schieramento simbolico rappresentativo che dice, con la forza della Vergine, Venezia sei mia, anzi sembra che la Vergine dica Venezia sono io, e lo ricordiamo quest'anno, visto che 1600 anni dalla nascita della città, 25 marzo, fondata nella memoria della incarnazione di Cristo. Dobbiamo poi sempre ricordare che sulla sommità della cupola della Basilica della Salute c'è la Vergine, ma la Vergine è abbigliata con la divisa del capitano generale d'Amar. Capitano generale d'Amar. Il contrasto sferrato da Venezia verso la peste ormai riguarda tutti i fronti possibili.
La peste è peggio dei turchi. Perché è peggio dei turchi? Perché la peste lascia a Venezia migliaia di morti. La peste, che ricordavo prima, del 1575 ha provocato 50.000 morti su 180.000 abitanti. Quella del 1630, che è frutto di un errore organizzativo, provoca 51.000 morti. La popolazione era diminuita, evidentemente, ed era di 140.000 abitanti. Ma dopo il 1630, anzi, io sono assolutamente convinto che se non ci fosse stato l'errore organizzativo, che adesso non ho tempo di spiegare, nel 1630, in realtà Venezia aveva risolto il problema già con la peste del 1575, cioè tutto quello che c'era da capire l'aveva capito, tutto quello che c'era da fare l'aveva fatto. Comunque, dopo, Venezia non ha più conosciuto un episodio di peste, mentre in altre città europee non è stato così, perché a Napoli, nel 1656, c'è la peste, 300.000 abitanti, 150.000 morti. A Genova, nello stesso anno, 100.000 abitanti, 60.000 morti. Nel 1720, Venezia, nulla. A Marsiglia, su 100.000 abitanti, 50.000 morti. Nel 1743, a Messina, su 44.000 abitanti, 28.000 morti. Appunto, una scia di sangue terribile in Europa. Ma Venezia vince la peste. Venezia vince la peste, è città di mare, con un via vai di stranieri, porta verso il Levante, focolaio epidemico, è un partner economico-commerciale di potenze orientali, è una città bizantina ed è una città non murata, quindi con rischi elevatissimi di importare malattie da contagio. Pur, tra opinioni diverse, come ho detto prima, però Venezia adotta le decisioni giuste. Tra le decisioni giuste c'è l'antesignano del Green Pass, come è stato ricordato, cioè la fede di sanità che attesta la salute di un viaggiatore e la patente di sanità che attesta la non infettività di una merce. Venezia quindi è sempre più indirizzata verso la prevenzione piuttosto che verso la cura. Come ho detto prima, forse non conoscevano la verità, ma sicuramente hanno adottato le politiche giuste. In questa battaglia vinta da Venezia contro la peste, Venezia le inventa tutte. Ad esempio, allea alcuni santi. Tra i santi che allea sono sicuramente Cosma e Damiano, perché Cosma e Damiano uniscono l'Oriente e l'Occidente. Ma poi allea San Sebastiano, tra l'altro questo è nella nostra chiesa parrocchiale di Santi Giovanni e Paolo. Perché San Sebastiano è importante? Perché con questo suo corpo efebico, che è ferito dalle frecce, ma non muore a causa delle frecce, è un simbolo di speranza, è il santo della cura, è il santo della terapia. San Rocco, invece, è il santo della profilassi. Perché? Perché avevano focalizzato la devozione a San Rocco nel momento in cui hanno istituito il lazzaretto, ma bisognava convincere la gente a entrare nel lazzaretto o bisognava convincere la gente ad autoisolarsi. E San Rocco è il santo dell'autoisolamento. Lui fugge e se ne va a Piacenza nascosto, isolandosi dal resto dei confratelli, in quanto appestato. Ma l'operazione, secondo me, più sofisticata, Venezia la fa in assoluto con San Nicolò. Vedete, questo dipinto riunisce tutti i santi, della peste. Al centro c'è San Nicolò. Perché l'operazione più sofisticata? Perché San Nicolò o San Nicola è l'autore di quella formula importantissima del credo, come si dice formula cristica, Gesù Cristo generato non creato, vero Dio, vero uomo.
Quindi il valore della cura del corpo, perché Dio ha scelto la forma umana. Cura dello spirito per salvarsi, cura del corpo per guarire. Come? Per guarire attraverso la medicina e attraverso la scienza. È il massimo. Venezia è una città blindata perché ha scelto di vincere la peste. Quindi istituisce un cordone sanitario di protezione impenetrabile. Dal campanile di San Marco ci sono i novellisti che vedono le barche, le navi che stanno arrivando, spediscono un guardiano, prendono il capitano, lo portano al magistrato, il quale presenta il verbale con le patenti di sanità di tutti i porti dove avevano fatto scalo, che attestavano che non c'era peste, non c'era il contagio. Se c'erano le false dichiarazioni, c'era la pena di morte. Si controllavano le dichiarazioni con gli spioni, che erano inquadrati ufficialmente nei servizi segreti della Repubblica e che erano così efficienti che, adesso qui salto, comunque questa è la bocca di Leon per le denunce Orbe, così efficienti, dicevo, che a un certo punto Luigi XII dice: se non fossi il re di Francia, vorrei essere un servitore di Venezia. Venezia vince la peste grazie al monitoraggio geopolitico della peste. Lo fa con la sua rete di diplomatici, lo fa con gli spioni, lo fa con i delatori, lo fa con tutti i mezzi possibili, anche con qualche caduta, se vogliamo, di rigore morale, perché il principio prioritario era quello della sicurezza dello Stato. L'ultimo passaggio. Questo è il simbolo che stava all'ingresso del magistrato della salute. Salus populi suprema lex esto. Questo è un anticipo, secondo me, di 600 anni dell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana. Che cosa dice questa formula? Che si persegue la salute dell'individuo organizzando la salute della comunità. 2. Che per lo Stato non c'è un bene più grande della salute della sua nazione. 3. Che la salute del popolo si disciplina con la legge, cioè con la fonte più alta dell'ordinamento. 4. Che ogni sovrano trova la legittimità del suo potere, perché di per sé ogni potere di un uomo su un altro uomo è illecito, ma trova la legittimità del suo potere soltanto operando per la salute della nazione. Io credo che possiamo dire che veramente Venezia ha fondato una civiltà. Grazie. Grazie mille, dottor Po. Abbiamo visto come Venezia è stata in qualche modo apripista sotto vari fronti. E adesso questa parte del seminario è una parte in cui cerchiamo di raccontare, di fare un racconto di come Venezia e il suo territorio ha affrontato questi lunghi mesi di pandemia, sono ormai 22, e per farlo abbiamo individuato 4 fasi. La prima fase è quella delle settimane iniziali, quella in cui forse gli operatori sanitari che vedo anche qui in sala avevano intuito che qualcosa di particolare, di grave, di incredibile sarebbe arrivato. Noi invece no, noi pensavamo che Wuhan fosse lontana, pensavamo che non sarebbe mai arrivato il virus e poi invece all'improvviso la realtà cambia. È il 23 febbraio, a Venezia ci sono un sacco di turisti perché c'è il carnevale, 20.000 persone sono in piazza San Marco con il naso in su, guardano lo svolo dell'Aquila, c'è Cristian Ghedina che scende e poi alla sera arriva la decisione. Basta, si chiude tutto, si sospende e comincia tutto così. Sempre che parta il video. Abbiamo avuto un'ultima riunione della Task Force in collegamento ovviamente nazionale con il commissario Borrelli
il Ministro Speranza, poi questa mattina ho parlato con il Premier Conte, ieri ci sono state più interlocuzioni, ieri per avere delle linee guida sono state appunto emanate con il decreto, oggi con la possibilità di fare un'ordinanza. Annunciamo che l'ordinanza è firmata, poi la divulgheremo, è un'ordinanza che dà sostanzialmente, ve la spiego per sommi capi, la chiusura e l'interdizione di tutte le manifestazioni che prevedono aggregazione di persone, che si vanno da quelle grandi manifestazioni che sono il carnevale in giù, gli eventi sportivi, ludici, su suoli privati e anche su suoli pubblici. Tutte le forme di aggregazione, e l'ordinanza prevede anche disinfezione dei treni regionali e non, e quindi anche qui parleremo con Trenitalia, ne abbiamo parlato questa mattina. È un'ordinanza che a 360 gradi ovviamente porta anche alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al 1° di maggio compreso, il 1° di marzo compreso. E poi nei dettagli ve la diffonderemo, ci sono anche alcune norme e raccomandazioni che chiediamo ai cittadini comportamentali, quindi lavarsi spesso le mani, il tema di avere rapporti con le persone a distanza, diciamo, non ravvicinata, il che vuol dire il tema dei colloqui, da non farsi naso con naso per capirci, evitare appunto ogni forma di contatto, il che non vuol dire allarmismo, vuol dire avere delle buone pratiche. Chiediamo la comprensione e la collaborazione di tutti i cittadini. Non è un momento facile, però è pur vero che con questi dati che abbiamo oggi possiamo ancora sperare di circoscrivere veramente il contagio che oggi è definito in 25 casi in questo momento in cui vi sto parlando. Ne ho parlato peraltro anche col collega Bonaccini stamattina, con Fontana, con i colleghi. Prova, ecco. Avete sentito il primo impatto, la chiusura, si blocca tutto, si sospende e in quel 23 di febbraio vengono istituite ben zone rosse in 11 comuni tra Lombardia e Veneto. E allora noi vogliamo capire cosa è successo in quelle ore frenetiche. Abbiamo qui con noi oggi il prefetto di Venezia, il dottor Vittorio Zappalorto, che invito qui ad accomodarsi accanto a me. Prenda pure il gelato. Allora, dottor Zappalorto, lei se li ricorda quei giorni lì, quelle ore tra il 20, 21, 22 di febbraio, cosa successe? Si ricorda? Sì, mi ricordo che c'era il carnevale che era in atto e che diciamo, è finito proprio in quella giornata. È finito con un certo anticipo, con una giornata di anticipo, mi pare che Sì, il un paio, perché martedì grasso il martedì grasso non si è fatto. Non si è fatto e non si capiva ancora qual era la situazione, nessuno sapeva. Abbiamo visto adesso il governatore, anche lui stesso non aveva né le notizie né le informazioni, né si capiva che cosa un po' stava succedendo, si sapeva soltanto che si doveva chiudere e si doveva ricorrere a queste misure. Avevamo visto il caso di quel paesino in Lombardia, in provincia di Lodi, mi ricordo come si chiamasse, che era già in zona rossa. Sì. E poi nei giorni seguenti abbiamo avuto noi, la zona rossa, l'unica zona rossa che c'è stata in Veneto, a Vo Euganeo. Ma sostanzialmente tutti quanti, a cominciare dai sanitari, hanno dovuto un po' inventarsi le cose lì al momento con gli strumenti che avevano. E poi abbiamo visto Ma se li ricorda come ore confuse, come ore di incertezza? Come ore di incertezza, come una cosa che ci stava travolgendo, non ci rendavamo conto della gravità neanche della situazione. Ecco, all'improvviso avete in qualche modo chiuso tutto, scuole chiuse, negozi chiusi, eccetera. Come si gestiva quella situazione? Come si gestiva l'ordine pubblico in quel contesto? Io ricordo delle immagini con la polizia fuori, no, dai paesi chiusi in zona rossa. Erano scene che non ci immaginavamo di vedere, insomma, nei nostri comuni, nei nostri paesi. Ma sì, siamo stati colti un po' tutti, eravamo un po' tutti impreparati, diciamo la verità. Non ci aspettavamo una cosa del genere, della gravità con la quale si è presentata questa pandemia, dell'estensione della pandemia e della durata della pandemia. Quindi tutti, anche i governi stessi, il Conte 1, il Conte 2,
hanno dovuto, non dico barcamenarsi, ma inventare giorno per giorno una strategia di contrasto a questo fenomeno. Alla stregua di quello che è successo, adesso noi possiamo dire che naturalmente non siamo usciti, anzi siamo nel pieno, Purtroppo no. siamo ancora nel pieno della pandemia, ma se non altro abbiamo capito molte cose e abbiamo messo in piedi un'organizzazione efficace, efficiente, con tutte le contraddizioni immaginabili e possibili, con tutte le lacune che vogliamo, però io vorrei spezzare una lancia per i governi che ci sono stati nel nostro Paese, per quello che hanno fatto, per il governo della nostra regione, per quello che è stato fatto e alla luce di come stiamo vivendo noi adesso questa pandemia, io sono contento, sono soddisfatto come cittadino di come sono andate le cose e di come sono stato governato. E ringrazio quei governi e quel governo regionale che ci ha difeso, ci ha protetto fino a questo momento. Naturalmente, ripeto, ci sono state tante contraddizioni, ci sono state tante difficoltà. Quali sono stati i momenti più complicati? A Venezia intendo, ovviamente. Ma guardi un po', a Venezia, è successo a Venezia quello che è successo un po' dappertutto, perché c'erano ordinanze che uscivano tutti i giorni. Sì, me lo ricordo, non ci stavamo c'erano dietro. nuove disposizioni che uscivano tutti i giorni, da parte dei governi, da parte dei presidenti delle regioni, da parte delle autorità sanitarie locali. Si è messo anche qualche prefetto a fare ordinanze. C'era una certa confusione, c'è stata. Ma io chiedo, era evitabile quella confusione in quello stato in cui eravamo? A mio avviso no, non era evitabile. Noi come prefetti abbiamo cercato di fare un po' sintesi, di unificare le disposizioni, di tradurle in termini comprensibili alla popolazione, alla gente. Non sempre ci siamo riusciti, perché anche noi avevamo il problema del personale che stava a casa, che si ammalava o che non poteva venire in ufficio perché era in DAD, era con il lavoro in smart working. E quindi diciamo che è stato un po' uno tsunami che ha travolto tutta la pubblica amministrazione. Ecco, io l'ho vissuta dal mio punto, dal mio osservatorio, che è quello dell'osservatorio della prefettura, quindi della pubblica amministrazione. Siamo stati un po' tutti travolti da questa situazione, nessuno era preparato. Senta, lei poi in qualche modo, faccio una virata nel suo personale, perché col Covid ci ha avuto a che fare anche direttamente, insomma, poi nell'autunno è rimasto contagiato e è finito anche in ospedale. Di quel momento lì, di quel periodo, che sensazioni ha mantenuto, che ricordi ha? Beh, sì, è toccata anche a me, perché sa, quando uno continua ad andare a lavorare, continua a vedere persone, a fare riunioni, a tenere conferenze, prima o poi è quasi inevitabile che gli succeda. È successo. Pensavo che fosse una forma abbastanza blanda, che non mi interessasse, quindi non mi sono curato i primi giorni. Un po' è stato quello l'errore, ecco. Anche qui arrivavano queste notizie per cui ti dicevano no, non devi andare in ospedale, non devi intasare la sanità, statene a casa, curati con le medicine tradizionali, non andare a interessare il sistema sanitario nazionale che già sta scoppiando. E io sono stato molto ligio a queste indicazioni. Però sono rimasto un po' troppo, diciamo, un po' troppo a lungo in questa condizione, e quando i medici sono arrivati a casa mi hanno portato subito al pronto soccorso, perché ero in condizioni, insomma... Il suo rapporto con i medici in ospedale nel periodo di cura? Ma io sono stato ricoverato qui a San Giovanni e Paolo, ma ho trovato una struttura sanitaria efficientissima, non soltanto sotto il profilo dell'organizzazione. E teniamo presente che in quei giorni non era facile organizzarsi, perché tutte le strutture sanitarie hanno dovuto inventarsi qualche cosa per far posto a quelli che arrivavano, ed erano decine e decine di persone al giorno. Quindi
Anche a San Giovanni e Paolo hanno dovuto ristrutturare i reparti, trovare nuovi posti e hanno fatto tutto tirandosi su le maniche, lavorando medici, infermieri assieme, portantini, tutti assieme, e li ho visti con i miei occhi. Quindi non soltanto una struttura preparata, che si è auto-organizzata, ma dal punto di vista del tratto umano una struttura veramente encomiabile. Io non ho parole per descrivere l'affetto e la cura che hanno avuto i medici del reparto di rianimazione e del reparto Covid dove ero ricoverato. Ma non perché fossi io, non mi conoscevano, certo, non sapevano chi ero. Lo facevano con tutti, erano così con tutti, perché lì c'è stata sicuramente una educazione al paziente, una attenzione, sono stati educati a trattare il paziente in un certo modo e si vedeva questo tratto perché era comune a tutti, un po' a tutti i reparti. E quindi insomma almeno nella parte negativa di questa esperienza qualcosa di positivo Sì, insomma è uscito. Sono stato sempre tranquillizzato, sono stato sempre non solo curato bene con quello che c'era, perché c'erano certo, due cose per curare all'epoca. C'era il cortisone, l'eparina e l'antibiotico. Il protocollo era questo e lo applicavano a tutti indifferentemente. Con quello che avevano hanno fatto dei miracoli. Bene. Questo posso dire della mia esperienza qui a Venezia. Grazie mille, grazie mille. E allora se le città si svuotano, la gente è disorientata, però c'è qualcuno proprio nell'azienda sanitaria che lavora e già lavora da qualche settimana a tamburo battente perché bisogna capire questo virus, bisogna cercare di capire che cosa sta succedendo. E ci sono le telecamere del TG1 che già nel febbraio 2020, era il 25 febbraio, entrano nel laboratorio di genomica dell'ospedale di Venezia. Questo è il laboratorio di genomica dell'ospedale di Venezia, dove arrivano i campioni da analizzare per la ricerca del coronavirus. Quanti tamponi state analizzando oggi? Circa 250 tamponi. 250 provette, 250 persone da esaminare. È qui che da giorni arrivano i campioni sospetti prelevati a Venezia, Mestre, Chioggia, Milano e Dolo. Questo è il primo laboratorio a verificare se una persona è stata contagiata da Covid-19. Diversi passaggi, poi l'analisi al computer. È da qui che si vede se il virus è presente. Graficamente riusciamo a suddividere in due gruppi i campioni che sono positivi, quindi che contengono il coronavirus, da quelli che non lo contengono. Quindi noi qua vedremo rappresentati con una linea rossa tutti i campioni positivi. Linea verde? La linea verde ci indicano i campioni negativi per il virus. I tamponi positivi vengono inseriti in questo contenitore e inviati per un'ulteriore analisi di conferma all'ospedale di Padova, punto di riferimento per l'emergenza in Veneto. Sono giorni di super lavoro che aumenta insieme al numero dei contagi. Analizzare quanti più tamponi possibili per arginare il virus. Qui si lavora senza sosta. Sono giorni molto impegnativi, quindi noi dobbiamo fermarci praticamente ad oltranza. A che ora finite di lavorare la sera? Non lo sappiamo. Sapete a che ora iniziate ma non a che ora finite? Esatto, in questo momento sì. Questo laboratorio, come avete visto, comincia veramente subito a lavorare e così come ci raccontava il prefetto c'è tutto da organizzare. Sul fronte civile e sociale chiaramente sono tante le indicazioni da adottare. Ne parliamo oggi con Andrea Martellato, che è il presidente della conferenza dei sindaci e anche sindaco del comune di Fiesso d'Artico. Benvenuto. Benvenuto. Sindaco, lei quelle ore se le ricorda? Si ricorda quei giorni a cavallo, insomma, tra il 20 febbraio e il 23, quando abbiamo chiuso tutto? Allora, sì. Allora, per correttezza dico che ho terminato i miei 10 anni da sindaco qualche mese fa. Intanto sono comunque, continuo a essere assessore
al sociale e presidente appunto della conferenza dei sindaci. Beh, ma quel periodo lei l'ha vissuto tutto, pienamente. Sì. L'ho vissuto tutto perché da gennaio a gennaio ero stato nominato appunto presidente della conferenza dei sindaci e mi ricordo benissimo il 21 febbraio che avevamo una cena dei sindaci per raccogliere dei fondi nel comune di Spinea e in quella sera, in quella cena, al tavolo con tutti i sindaci, eravamo un po' preoccupati di queste voci che ci arrivavano. Quindi era già arrivato insomma alle orecchie delle istituzioni che qualcosa... Diciamo, non tanto nel nostro territorio, però quelle che arrivavano da Vo, quelle che arrivavano dalla Lombardia, e c'erano un po' così di attenzione. E tanto che ci siamo messi d'accordo, insomma, assieme ai miei colleghi, ho mandato un messaggino all'allora direttore generale dell'ULSS 3 e qua ho detto lei vi informerò appena avrò delle informazioni. Questo era un venerdì sera. Sabato mattina alle 6 mi arriva il messaggino che è stato il primo caso a Mira, si era verificato, e da lì è partita tutta una serie di incontri che poco dopo, qualche giorno dopo, abbiamo iniziato a fare in direzione ULSS con tutto lo staff, e ogni giorno Quindi erano incontri quotidiani, ad un certo punto diventano incontri quotidiani in cui vi dicevate cosa? Allora, anche per noi era un qualcosa di nuovo, e quindi anche noi sindaci dovevamo capire come muoverci e soprattutto che informazioni dare ai nostri cittadini e come gestire le varie scelte che venivano fatte dal governo nazionale o da quello regionale. E il confronto principale era quello delle informazioni che ci dava il direttore generale in base al virus e poi l'applicazione dei vari DPCM che via via uscivano, delle varie disposizioni che uscivano anche regionali, e quindi un lavoro di condivisione e di unità del territorio, in modo che tutto il territorio si comportasse nella stessa maniera, che secondo noi... Quindi che ci fosse un'omogeneità nei comportamenti tra le varie città, i vari paesi. Esatto, perché abbiamo ritenuto che in quel momento là fosse estremamente necessario dare già messaggi ce n'erano tantissimi, come abbiamo sentito prima, anche in maniera quasi volontaria, nel senso che ognuno cercava di dare il massimo per il proprio campo, ma questo al cittadino arrivavano un sacco di informazioni e a volte non sapeva come erano disorientati, no? Sì, a lungo tempo siamo stati tutti un po' spaesati su quello che bisognava fare. Noi in quel fronte abbiamo cercato di essere il più omogenei possibile, applicando nella stessa maniera i DPCM, prendendo la stessa scelta nelle situazioni da fare o nelle scelte dei nostri territori. Si ricorda una misura particolarmente difficile da far applicare, da far applicare in quel contesto? Quella più difficile, più che misura, era come gestire, sembra una banalità, però come gestire i rifiuti delle persone che erano in quarantena all'interno della propria casa. O meglio, come andarli a prendere da dentro casa. Come organizzare la raccolta quindi di quel tipo di rifiuti. Adesso insomma sono passati quasi 2 anni e un po' di esperienza, un po' di familiarità, ecco, l'abbiamo presa, ma in quel momento che non si sapeva nulla e non avevamo disposizioni ben precise, perché l'ente che gestiva il rifiuto non aveva la possibilità, non aveva l'ok per andarli a prendere. La protezione civile ancora non aveva i corsi fatti per gli operatori all'interno.
insomma, diciamocelo anche se in maniera un po' così, non vi siete ben dovuti in gestita, qualche modo non auto-organizzare, regolamentata, inventarvi delle soluzioni. o Ecco. qualche sindaco bardato è andato a prenderle. Addirittura. Certo. Bene, la ringrazio molto. Grazie a per voi. essere stato con noi. L'Italia è stato il primo paese occidentale a essere contagiato, il primo, quello che farà poi da apripista anche per tantissime misure che arriveranno. Saremo i primi a fare molte cose durante questa pandemia. Abbiamo visto prima col dottor Po, anche Venezia è stata la prima già storicamente. C'è una data che non dimenticheremo facilmente, che è quella del 9 marzo 2020. È il lockdown, la data del lockdown. L'Italia all'improvviso chiude. 2 giorni dopo però, ecco anche cosa succede. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries has tripled. There are now more than 118,000 cases in 114 countries, and 4,291 people have lost their lives. Thousands more are fighting for their lives in hospitals. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Ok, questo è il momento in cui viene definita la pandemia mondiale, quindi il Covid è ormai dappertutto. Qui a Venezia l'ULSS Tre Serenissima diventa il punto di riferimento, necessariamente, l'avete sentito anche il sindaco Martellato lo diceva, tutti si rivolgono all'ULSS per cercare di capire cosa sta succedendo, cercare delle risposte, avere delle certezze che in realtà arriveranno al di là, molto al di là nel tempo. L'azienda però decide di stabilire subito un'unità di crisi permanente per affrontare la situazione, e questa unità di crisi ce la racconta un testimone in trincea che è davvero tale e lo è ancora adesso, perché è il dottor Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione. Direttore, buongiorno, buon pomeriggio. Senta, quella prima notte, quella notte lì, lei se la ricorda, ce la racconta? Allora, stiamo parlando ovviamente del primo caso che ci ha interessato come azienda Tre Serenissima. Parliamo della notte tra il 21 e il 22 di febbraio. Ce la ricordiamo in molti perché, come dire, le telefonate si sono incrociate, soprattutto poco dopo mezzanotte. Non è una giornata come le altre, perché il giorno 21 è stata la giornata di Vo e un giorno 2 prima era stato il caso di Lodi, ma nell'arco di una manciata di ore, devo dire, quando ancora gli organismi internazionali stentavano a, come dire, rappresentare un pericolo per l'Europa e per l'Italia. Adesso noi abbiamo visto qui il direttore generale dell'OMS, ma è di qualche settimana dopo di quello che stiamo parlando adesso. No? Sì, quindi, era l'11 marzo in ecco, quel noi caso. qui invece siamo una ventina di giorni prima e niente, le telefonate, a me la telefonata è arrivata dal direttore generale, il dottor Dalben, che con il dottor Tessarini si stava recando all'ospedale di Dolo ed era poco prima dell'1 di notte del giorno 22. Era stato già allertato il dottor Gracefa, che è qui seduto, che saluto, che diciamo, doveva recarsi nell'ospedale di Dolo, perché era lui il responsabile di quella struttura ospedaliera,
e era stato allertato il dottor Tessarin, direttore sanitario, quindi diciamo la squadra di quelli che in quel momento erano incaricati di svolgere le loro funzioni istituzionali è stata allertata nell'arco di poco tempo. La notizia, ricordo, veniva dall'azienda ospedaliera di Padova, dove c'era il dottor Carretta, che è il nostro direttore sanitario adesso, e risultava che c'era un nostro paziente, posso dire cognome e nome perché era su tutti i giornali, è il caso 1, veronese Mario, che era positivo, e quindi diciamo l'allerta è stata immediata. E la vostra reazione qual è stata? Immagino che ve lo aspettaste che potesse arrivare, ma forse non così presto. Allora, guardi, è difficile dire le emozioni di quel momento, perché come ha detto la dottoressa Russo in precedenza, la Regione del Veneto già dalla fine del mese di dicembre, ma più precisamente dall'inizio del mese di gennaio, aveva allertato tutte le aziende sanitarie, i direttori di dipartimento di prevenzione, i direttori dell'igiene pubblica, e quindi eravamo, come dire, aggiornati giorno per giorno e stavamo cercando di capire come preparare la macchina. Avevamo visto poco fa le riprese del dottor Favarato, i primi tamponi provati in via sperimentale in questa azienda sanitaria sono del 31 di gennaio, quindi diciamo, mi viene da dire che è un'azienda sanitaria che stava sul pezzo, e come. Leggevamo con molta attenzione nei CESP, che erano i comitati di emergenza e sanità pubblica, i documenti dei CDC, delle CDC europeo, del Ministero della Salute, dell'OMS. Ma diciamo, come ha detto bene la dottoressa Russo prima, era un'evidenza scientifica che si andava consolidando giorno per giorno, tuttora si sta consolidando giorno per giorno, quindi nello stesso tempo pronti, preparati, ma nello stesso tempo anche sorpresi. Poi diciamo l'esperienza di Lodi, neanche il tempo di digerirla, viene fuori Vo e veniamo fuori noi. Quindi diciamo una situazione contemporaneamente di attenzione, di massima attenzione, di studio, di organizzazione, ma anche come dire, veramente i fatti esplosivi di questo virus ci hanno come dire, precipitato nella necessità di dire tocca a noi. Ecco, quando mi chiedono diciamo, cosa pensavo in quel momento, non so se lei è presente il deserto di Tartari, sì. No, di Buzzati. Al contrario, cioè, mentre diciamo, il protagonista, quando arrivano, si rappresentano i tartari, se ne va perché è venuto il momento di andarsi, invece lì è che hai studiato tanto, ti sei preparato alla battaglia ed è venuto il momento di entrare in guerra. Ed è una guerra che non è ancora finita contro questo virus. Quali erano gli obiettivi che vi eravate posti quando avete deciso di fare questa unità di crisi permanente? Allora, cosa preciso serviva? che la foto qui dietro non è l'unità di crisi. No, questa è la control room, questa credo. È la control room. Diciamo, sì. Abbiamo dovuto come dire, mettere in piedi nella fase iniziale più cose. L'unità di crisi era la macchina dei dati, dei numeri. Raccoglieva man mano che si diffondeva l'epidemia il numero degli ammalati, purtroppo anche dei decessi, dei quarantenati, venivano dati i dati alla prefettura, perché era diciamo, il centro di potere come rappresentante del governo sul territorio e tramite la preziosa opera del nostro Sua Eccellenza il Prefetto venivano avvisati i comuni, che peraltro venivano anche convocati, come abbiamo detto prima con l'esperienza del Presidente della Conferenza dei Sindaci, convocati inizialmente più raramente ma poi giornalmente per essere aggiornati. Poi avevamo il Comitato di Emergenza e Sanità Pubblica, che era diretto dal direttore sanitario, che invece, come dire, portava a ragionamento i vari spunti, diciamo, il direttore delle malattie infettive, piuttosto il direttore di igiene pubblica, i direttori dei distretti, i direttori, chi rappresentava le case di riposo, perché ricordiamoci il problema delle case di riposo iniziale. Quindi quello era come dire, il laboratorio dei pensieri che si traduceva in azioni. Diciamo, proponeva delle esemplificazioni operative per il direttore generale. Poi c'era il contatto con la stampa, perché fin da subito diciamo, c'è stato un rapporto con la stampa molto... E diciamo molto che anche sul fronte nazionale, prima con le conferenze stampe del governo, poi le conferenze stampa quotidiane di Zaia, insomma c'è stato... Di fronte a un problema. L'ospedale, i distretti si sono compattati, come dire, non che prima fossimo un'unità separata, ma di fronte a questo nemico io non ho mai visto come dire, una unità di intenti ed una capacità di dialogo tra professionisti come si è creata in questi mesi, a vantaggio della collettività ovviamente, che abbiamo cercato di servire in tutti i modi. Quali sono state le primissime misure che lei ricorda avete adottato appunto quando avete saputo di questo caso? Sì, quali pazienti da proteggere immediatamente? Guardi, le primissime misure sono state quelle del tracciamento.
perché di fronte a questo paziente che purtroppo ha avuto un passaggio in 2 ospedali, prima in quello di Milano e poi quello di Dolo, che è stato visitato da più specialisti, che è entrato in contatto con numerosissimi professionisti, infermieri, eccetera. E quindi è stato fatto un minuzioso lavoro di tracciamento e poi i primi tamponi ad un numero esorbitante, perché questa persona è stata in contatto con moltissimi, sia personale nostro, sia anche nelle camere dove era stato prima alloggiato nei reparti. E poi il tracciamento esterno, perché questa persona ovviamente aveva una famiglia, aveva gente che andava a trovarlo, quindi i contatti sociali e familiari. Quindi questa è stata la prima misura, tracciamento e tamponi. Successivamente, ovviamente, l'opera di isolamento e di quarantena del personale. Mi permette di dire una cosa: 2 giorni dopo abbiamo avuto 3 casi all'ospedale civile. Come è successo anche c'erano gli anziani, di Padova, la coppia di anziani. Intanto abbiamo capito che i cinesi non c'entravano e che il virus girava come una trottola, indipendentemente da contatti da dove ci aspettavamo il pericolo. Il cinese con tosse, adesso scusatemi la terminologia, ma era questo il timore. E poi inizialmente gli operatori non sono più usciti dall'ospedale, sono rimasti all'interno, non c'è solo stato il quarantenamento, ma c'è stato, la quarantena all'interno della struttura sanitaria, quindi con un sacrificio per i sanitari, le famiglie, ma anche una solidarietà, un rapporto tra professionisti e poi con la città di Venezia, ma con le altre città, perché abbiamo citato Milano, abbiamo citato Dolo, problemi ce ne sono stati anche a Chioggia. Quindi se devo dire un elemento positivo è questo. Io questa cosa qui adesso la vedo un pochino di meno, invece all'inizio, di fronte a un pericolo così importante, la solidarietà umana e professionale è stata incredibile. Bene, grazie dottor Sbrogiò. E la seconda fase del nostro racconto, è quella forse più complicata, più delicata, è quella della diffusione del contagio. È quella di parole come incertezza, come solitudine, come distanza, ma in qualche modo anche come coraggio e resistenza, di cui parlava adesso il dottor Sbrogiò. È la fase dei bollettini quotidiani dal Ministero della Salute, è la fase del coprifuoco, non so se ve lo ricordate, sembra passata una vita, degli arcobaleni dei bambini, dell'andrà tutto bene, del io resto a casa. È anche quella fase in cui ci hanno detto che non potevamo più darci baci e abbracci. Venezia è completamente svuotata, è spettrale in qualche caso, l'acqua dei canali è trasparente, una cosa che anche questa non si era mai vista. E c'è un evento il 18 giugno 2020 che fa il giro del mondo e lo vediamo. Ma che mistero è la mia vita, che mistero. Sono un peccatore dell'anno 80.000, un menzognero. Ma dove sono e cosa faccio? Ecco, Zucchero canta da solo in una piazza San Marco deserta. Quello è stato il momento forse più difficile per le categorie economiche in particolare. Hanno chiuso i negozi, chiudono i bar, l'Italia chiude. E di questo momento, di queste difficoltà vogliamo parlare con Claudio Scarpa, che è il presidente degli albergatori veneziani. Buongiorno Presidente, benvenuto innanzitutto. Credo che forse deve alzare. Perfetto, provi? No. Sì, adesso sì.
Grazie. Presidente, come dicevamo, quel periodo lì del lockdown, del primo lockdown, immagino che per voi sia stato veramente devastante. Venezia vive di turismo e vi siete ritrovati la città vuota. Che cosa si ricorda di quei momenti? Venezia vive solo di turismo unicamente e quindi, posto che gli alberghi non possono delocalizzare tutto il denaro che incassano, lo spendono nel territorio, è evidente che è tutta la città che va in crisi. Gli alberghi non hanno mai chiuso in realtà. Una decisione del governo secondo me giusta, perché poi alla fine c'erano delle esigenze da intercettare, c'erano i funzionari dello Stato che si muovevano, c'erano persone spiaggiate. Io stesso su richiesta dell'ambasciata del Perù mi sono dovuto prendere carico di 2 peruviane che non riuscivano a tornare a casa. Era veramente impossibile viaggiare, per cui c'erano pochissimi treni, vi ricordate? Quindi chi magari riusciva ad avere un volo fino a Fiumicino doveva però dormire in un albergo a Mestre, ce n'erano pochissimi aperti, tuttora quasi tutti, moltissimi sono chiusi. E quindi gli alberghi poi, una cosa molto bella questa, sono rimasti aperti, anche quelli che hanno deciso di chiudere sono rimasti aperti per fornire una speranza, perché sono rimasti per gestire le disdette, perché ovviamente tutto il mondo ha disdetto le prenotazioni che avevano fatto per venire a Venezia e quindi gestirle, riposizionare gli eventi dicendo finirà questa pandemia e quindi poi magari tra 6 mesi potremo sicuramente tenere l'evento che adesso stiamo eliminando. Ma poi la cosa soprattutto più bella è stata quella che continuavano a progettare. Io mi ricordo che l'Associazione Veneziana Quindi Albergatori... insomma non si sono persi d'animo gli albergatori? Assolutamente no. L'Associazione Veneziana Albergatori non ha mai chiuso, ho mandato tutti in smart working e io sono rimasto tutti i giorni alle 9 del mattino, aprivo la bottega e la chiudevo alle 5 del pomeriggio. Però andavo a trovare i miei albergatori che stanno vicino all'associazione, il Cassagredo, il Tintoretto, e andavo e li vedevo lì che stavano già progettando la campagna promozionale per il futuro e la speranza in quel lockdown non è mai morta. Se c'è stato un periodo in cui ho visto tanto timore, persone che a un certo punto hanno detto vabbè, ma accetto la proposta di vendere l'albergo, vi dicendo, è stato nel secondo lockdown e quindi l'autunno, perché non ce lo aspettavamo. Ecco, ci arriviamo. Il primo lockdown ha chiuso tutto, poi delle faticose ripartenze molto lente e poi la seconda ondata, quella di ottobre. Ci dà qualche numero dell'impatto del Covid sulla categoria? A livello nazionale il solo settore ricettivo, secondo il centro studi di Federalberghi, ha perso 24 miliardi di euro in 2 anni. Allora, se voi pensate che Venezia in linea di massima è il 3% del turismo nazionale, il dato di 1 miliardo di euro in 2 anni, solo gli alberghi, è assolutamente credibile. Ma non dobbiamo pensare solo agli alberghi, perché poi, come ho detto, gli alberghi sono dati abbastanza chiari, nel 70% del proprio fatturato lo girano alla città, ai professionisti, agli architetti, a coloro che forniscono servizi, gli artigiani e via dicendo. E quindi sono tutti soldi che mancano non solo agli alberghi, ma mancano anche alla città. E poi pensate alla situazione dei lavoratori in cassa integrazione. Allora, si dice che la cassa integrazione è il 70%, in realtà non tiene conto di alcuni dati accessori, per cui in realtà è il 50%. Per fortuna il governo l'ha capito e quindi è stato bravissimo nel fornire questi, perché costa la cassa integrazione, certo, sia chiaro, costa veramente parecchio. E è stato bravissimo il governo, tutti i 2 governi, giustamente ha ragione il prefetto Zappalorto, benissimo a individuare questo elemento come centrale. Però questo ha significato che ci sono state persone che hanno vissuto con stipendi di 550 euro al mese, certo, e magari pensate a una città che vive solo di turismo, sia marito che moglie, erano tutti e 2 dipendenti di hotel, significa che hanno vissuto per un anno, per parecchio tempo, con 1.000 euro al mese. E quali iniziative voi siete riusciti a mettere in campo per appunto arginare queste dimensioni? Sì, alcune imprese hanno addirittura anticipato i soldi, però il problema è che le nostre imprese veneziane sono piccole imprese, sono sottopatrimonializzate e quindi non siamo le grandi compagnie che sono in grado poi di mettere sul piatto grandi capitali e quindi è evidente che c'è stata una disparità, c'è stata l'azienda che è stata in grado di aiutare di più i propri lavoratori e l'azienda invece che purtroppo non ce l'ha fatta. Però questi elementi fondamentali sono stati importanti per consentire il mantenimento del patrimonio dei nostri lavoratori, perché i lavoratori sono un patrimonio immateriale dell'azienda,
ma dall'altro lato anche per consentire a queste persone di sopravvivere. Ecco, adesso com'è la situazione? Un po' di riapertura quest'anno c'è stata, un po' di turismo è tornato, non siamo ancora ovviamente ai livelli del 2019, ma adesso che prospettive ci sono per il futuro? Guardi, io sono ottimista per natura, questa è una battaglia che noi stiamo vincendo. Tra le altre cose, avendo un figlio che ha fatto i 2 anni di pandemia in Inghilterra, e io li ho fatti qui in Italia, sono in grado di dare anche giudizi di merito e posso dire che questa nostra sanità del Veneto è un gioiello che noi dobbiamo tenere sempre presente e curare in maniera particolare, perché siamo veramente al top nel mondo. Sto facendo un confronto con una delle sanità più importanti di tutto il pianeta. Dall'altro lato posso dire che la situazione è sicuramente migliorata, e se è migliorata, se siamo qui, insomma, ci immaginiamo l'anno scorso nello stesso periodo un pubblico, una sala con tutti i distanziamenti così affollata, e di chi è il merito? Il merito è solo unicamente del vaccino e della nostra capacità organizzativa, che ha portato a far sì che addirittura siamo alla 3ª dose e siamo tra i paesi più avanzati nella somministrazione della 3ª dose, e quindi siamo in grado di guardare anche con una certa tranquillità altre varianti, altre cose. Non compete a me, non sono un virologo, e una delle cose che dovremo imparare è a non fare il mestiere degli altri. Però io dico, guardiamo con sicurezza, guardiamo con ottimismo, guardiamo al futuro. Adesso avremo un periodo certamente difficile. L'ho dichiarato prima ai giornali, purtroppo questa dichiarazione, che siamo in zona sì, gialla, da oggi zona gialla. È evidente che porterà delle disdette, porterà a una situazione, però per il momento il Capodanno tiene, nel senso che la gente ha voglia di divertirsi, ha voglia di vivere, la gente sì, ha di voglia tornare di viaggiare, alla normalità in sicurezza. ha voglia di viaggiare, vivere, divertirsi è una parte centrale, fondamentale della nostra vita. Non siamo qui solo unicamente per lavorare e poi la sera rimanere a casa. E quindi questo aspetto della nostra vita può essere salvaguardato solo unicamente da una cosa, l'aderire a questa campagna vaccinale, e su questo noi ci stiamo molto spendendo. Grazie mille Presidente, grazie. E siamo, come dicevamo prima, nel periodo del primo lockdown, e anche per gli operatori sanitari le cose cominciano a farsi difficili nelle strutture ospedaliere, perché si fermano le normali prestazioni, non si fanno più le visite e gli esami, e allo stesso tempo si riconvertiscono interi reparti, in alcuni casi medici che si inventano una nuova professionalità, e come nel caso dell'ospedale di Dolo addirittura un intero ospedale viene riconvertito in Covid Hospital, come anche poi successo a Jesolo per esempio. Ecco, per parlare di questa fase delicata di riorganizzazione noi abbiamo Moreno Scevola, primario di medicina interna dell'ospedale di Dolo, e insieme a Chiara Berti, che è la direttrice dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Buon pomeriggio e benvenuti. Prendete pure un microfono. Allora, dottor Scevola, lei si ricorda cosa è successo in corsia in quei primi mesi della diffusione del contagio? Come è cambiato il suo ospedale, il suo reparto? Buon pomeriggio a tutti. Intanto non abbiamo avuto il tempo di aver paura. C'è stata una presa di coscienza che le cose erano drammaticamente cambiate in tempo reale, e mi permetto di dire, dobbiamo solo dire grazie trasversalmente a tutto il personale medico, non medico, di segreteria, infermieristico, e alla interazione continua che c'è stata con la direzione, che ci ha permesso di non prendere tanta paura. Nel senso che si è dovuto ristudiare, qualcosa avevamo imparato o avevamo ascoltato da media e articoli di letteratura, però trovarsi sul campo è una cosa completamente diversa. Quali sono state le urgenze più immediate da affrontare proprio in quel momento? Allora, imparare a riconoscere la malattia, dividere il paziente potenzialmente infettivo dagli altri, creare quindi dei percorsi che permettessero di dividere e di ridurre il rischio di aumentare il terreno che portava la malattia, scegliere con le poche medicine a disposizione la terapia più appropriata, ed essere capaci di capire quando il paziente diventava meritevole di una più alta intensità di cure, dal punto di vista respiratorio, piuttosto che dal punto di vista di supporto, piuttosto che dal punto di vista gestionale globale.
Ecco, l'ospedale di Dalo a un certo punto diventa Covid Hospital. Cosa vuol dire essere un Covid Hospital? Nella mia immaginazione è quasi come il ghetto, no? Vi chiudiamo tutti insieme da una parte. In realtà non è così. Che cosa ha significato il Covid Hospital per il territorio? Allora, emotivamente è stato un trauma. Abbiamo dovuto capire che era un ruolo diverso. Abbiamo dovuto capire che si sacrificava la nostra esperienza di lavoratori della sanità a 360 gradi per concentrarci su una patologia ancora pochissimo e allora più di adesso conosciuta e su cui si doveva in qualche modo sviluppare delle peculiarità che permettevano di rispondere nella maniera più appropriata possibile. Questo è passato attraverso la formazione di un gruppo di lavoro stabile al mattino interdisciplinare che coinvolgeva direzione piuttosto che medici dell'area medica, piuttosto che medici dell'area chirurgica, che permettesse di cogliere la necessità di trovare gli spazi adeguati e di indirizzare il più possibile la appropriatezza di cura, diversificando l'intensità di attenzione sul malato. Dottoressa Berti, come si è riusciti a riorganizzare le strutture in modo da dare anche una risposta efficace alle esigenze che c'erano legate al Covid e ai cittadini? Beh, ci siamo riusciti intanto perché ci sono state delle premesse che nella situazione difficile ci sono state favorevoli. Cioè il fatto che ci sia stato diciamo, il lockdown, ma anche una paura di accedere all'ospedale, quindi con una riduzione drastica degli accessi in pronto soccorso e anche dei ricoveri, e poi il riscontro di positività in alcuni pazienti all'interno, che ci ha bloccato dei reparti, nel senso che a quell'epoca gli operatori sanitari dovevano rimanere a casa in isolamento quando diventavano contatti stretti e per 14 giorni. Motivo per cui abbiamo avuto dei reparti che si sono svuotati e in quel momento per noi è stato tragico perché non sapevamo bene cosa fare, però è stata la molla che ci ha consentito con diciamo, delle aree meno occupate di poter rivoluzionare gli ospedali, Ieri guardavo un po' le note che abbiamo scritto rispetto alla riorganizzazione per esempio dell'ospedale dell'Angelo. Al 12-13 di marzo avevamo l'assetto dell'ospedale dell'Angelo completamente stravolto, con tutti i posti letto di terapia intensiva messi in campo, quelli che poi abbiamo messo fino alla fine della gestione della pandemia anche durante l'autunno, quindi posti letto in più di terapia intensiva, più di un centinaio di posti letto Covid già. Quindi tutte cose che prima non c'erano e che avete approntato insomma, per l'esigenza. Sì, riducendo altre attività che si erano ridotte anche naturalmente. In modo autonomo, diciamo. E che abbiamo dovuto convertire. Devo dire che da questo punto di vista gli operatori sono stati in quel momento fantastici perché abbiamo messo degli operatori che mai avremmo messo a fare questo tipo di attività, a supportare i reparti. Ho un ricordo, cioè voglio dire... Però se siete arrivati a questa decisione significa che tante alternative non ce n'erano, il personale. No, ma abbiamo avuto anche tanta disponibilità, nel senso che il chirurgo maxillofacciale che va a dare supporto all'infettivologo, se non altro per fargli la parte proprio da amanuense, perché in quel momento l'infettivologo non ce la faceva fare da solo il suo lavoro, è stata una disponibilità gratuita data dagli operatori. Quindi voi eravate in qualche modo blindati dentro agli ospedali, ma fuori, quello era il periodo anche dei famosi medici eroi. Voi la sentivate questa solidarietà, la percepivate oppure eravate talmente in una bolla che non si riusciva a capire neanche bene cosa succedesse fuori? Sì, la percepivamo, nel senso che sono arrivate tali e tante diciamo, dimostrazioni di riconoscenza e di non so, attenzione. Vi faccio qualche esempio. C'è stato il mercato ortofrutticolo, credo di Mestre, che ci mandava tutti i giorni all'ospedale di Mestre decine di confezioni di Macedonia da distribuire agli operatori. Sono arrivate, c'erano delle pizzerie che ci portavano tutti i giorni decine, cioè sembra una stupidaggine, ma per noi in quel momento era un modo di, sentivamo che le persone fuori ci pensavano e non eravamo da soli. Bene, vi ringrazio.
E prima lo accennava il dottor Sbrogiò, c'è stata una categoria che in quel periodo è stata veramente molto colpita dalla pandemia, è quasi stata travolta come uno tsunami, e cioè gli anziani, in particolare gli ospiti delle case di riposo. Di nuovo il TG1 entra, ed è aprile 2020, quindi pandemia appena scoppiata, entra in una casa di riposo a Mestre, qui a Mestre, il centro Nazareth. 2 paia di guanti, 2 paia di camici, la vestizione prima di entrare qui tra gli anziani di questa casa di cura che aspettano il risultato del tampone. Seguiamo i medici delle USCA, li stiamo accompagnando a visitare dei pazienti che potrebbero essere affetti da Covid. Fabio e Marta, giovani medici, unità speciali di continuità assistenziale, sono appena entrati in servizio. Buongiorno Vilma, possiamo visitarla? 38,7. Perché hai deciso di farlo? Mi sono resa conto che i pazienti si sentono abbandonati solo per il fatto di non poter avere una visita medica a cui prima erano abituati. È la nostra missione, dicono, la scelta di entrare nelle case di chi ha contratto il virus, di prendersi cura degli anziani delle case di riposo. Qui vivono in 170, solo 4 contagiati, ai primi sintomi isolati in un reparto protetto. Questo ha fatto sì che non si infettassero anche gli altri residenti della casa di riposo. Non poteva che essere così. Necessariamente le misure di protezione sono in primo luogo le misure di isolamento. Non è stata facile. Agli ospiti della casa di riposo chiedere di non avere contatto con i loro familiari è un grandissimo sacrificio che noi cerchiamo di alleggerire in tutti i modi possibili. Ecco, per raccontarci cosa è successo nelle case di riposo abbiamo con noi Luigi Polesel, che è il presidente di IPAV, Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziana, di cui fa parte per esempio anche la scuola antica dei Battuti di Mestre. Buon pomeriggio Presidente. Buonasera a tutti. Buonasera. E io non so bene da dove partire con lei per queste pochi minuti, perché effettivamente le case di riposo sono state abbastanza tartassate dal Covid. Forse noi nella prima ondata qui a Venezia ci siamo un po' salvati. Ci racconta un po' cosa è successo tra prima e seconda ondata? Raccontare delle emozioni forti, dei momenti vissuti in maniera assolutamente inattesa non è compito semplice e non vorrei nemmeno fare retorica. Quel febbraio, quel fine febbraio dello scorso anno e il 6 marzo, le giornate che precedevano il DPCM, nel quale noi ad esempio come Istituzione Pubblica Assistenza Veneziana, le cosiddette RSA pubbliche, abbiamo deciso di chiudere i familiari, forse è stato il momento più difficile, più doloroso, dover comunicare ai nostri, più che ospiti, padroni di casa, alle loro famiglie, al personale che ci sarebbe andato incontro ad uno scenario al quale francamente nessuno era preparato. Sicuramente credo che il dato da amministratore che ho potuto riscontrare, scorrevo il servizio con attenzione dei colleghi di Opera Santa Maria Carità che hanno svolto un lavoro eccellente con tutte le difficoltà, perché si è scatenato anche un momento dove sembrava che i decessi fossero solo in RSA, quindi c'è stata anche un'attenzione mediatica. Sì, abbastanza forte. Abbastanza forte, a qualche volta anche un po' troppo ingenerosa, perché tante volte non si è raccontato di casi bellissimi. Io penso sempre a qualche nostro caposala che ha sacrificato la famiglia rimanendo. Io ho in mente un caso in particolare di una collaboratrice che è rimasta 24 giorni consecutivi all'interno di un reparto. Penso alla collaborazione straordinaria che si è trovata tra famiglie, tra operatori e non ha fatto notizia. Penso al momento molto bello dove la sanità pubblica, l'ASL in particolare, non lo dico in questa sede perché ci sono tante persone con le quali i nostri collaboratori hanno condiviso la difficoltà, sono stati veramente presenti. Ricordo il direttore dell'ospedale una mattina è venuto a visitare i nostri ospiti, si è bardata, ricordo gli USCA, ricordo la disponibilità di tutta la struttura, prima c'era il dottor Sbrogiò, penso il dottor Sell, tutta la struttura che ha veramente fatto squadra, e credo sia emerso un valore molto importante, quello delle relazioni e il fatto che abbiamo saputo lavorare insieme, andando oltre anche a stereotipi che troppo spesso animano il nostro mondo, e pur nella difficoltà voglio cogliere l'aspetto bello, anche positivo, di una grande tenuta. Penso al nostro ente che ha circa 1000 dipendenti, abbiamo avuto l'assenteismo più basso di sempre, cosa incredibile quando si parla del pubblico, invece c'è un pubblico che sa dare il cuore
e sa veramente essere anche un esempio quando è nel momento di difficoltà. E Ecco, questo... i vostri anziani però in qualche modo dalla sera alla mattina sono rimasti soli intendo con voi, ma senza più i familiari, e questo è successo per un lunghissimo periodo. Come siete riusciti ad arginare questa solitudine? Nel frangente che lei citava ci sono stati vari fattori che hanno permesso di acuire il disagio che c'è stato inevitabilmente. Penso a delle associazioni di volontariato, anche dei cittadini che sono voluti rimanere anonimi, che ci hanno regalato i famosi tablet, i famosi pad, degli strumenti di comunicazione che ci hanno consentito di mettere in relazione le famiglie con i propri cari. Sicuramente non sostitutivo del calore umano, dell'affetto, ma anche di tanti operatori e tante operatrici che si fermavano oltre l'orario di servizio proprio per fare comunità, per stare insieme. Quindi sicuramente il disagio c'è stato, ma credo anche la risposta sia stata anche superiore forse a quello che siamo riusciti a capire noi amministratori, quindi una bella testimonianza di un mondo che sa dare una risposta nell'emergenza. Purtroppo ci troviamo ancora adesso. Le volevo chiedere, l'ultima domanda era qual è la situazione oggi nelle vostre strutture? Siamo alla terza ondata, i contagi in risalita. Purtroppo quella di Mestre da qualche giorno abbiamo dovuto chiuderla, per quanto i casi non siano moltissimi, anche in questo caso c'è un supporto come sempre tempestivo in tempo reale dell'azienda sanitaria con tutti i collaboratori, e abbiamo preferito una misura anche un po' più drastica, ma noi ad esempio a Mestre siamo stati nella prima ondata per 5 mesi Covid free, è stato anche il caso, la fortuna, sicuramente l'attenzione massima per quello che si può fare, ma sicuramente questa misura auspichiamo che consenta di far passare le festività e di riaprire con un po' di ottimismo con il nuovo anno. In un secondo, se la ricorda quando avete riaperto invece quella giornata lì, proprio in un flash? Quella giornata in cui abbiamo riaperto è stata la giornata nella quale abbiamo riaperto il giardino interno a Mestre. Siamo riuniti con il nostro assistente spirituale, Monsignor Bonini, che è stato un supporto preziosissimo per tutta la comunità, e quelle 2 preghiere dette con gli anziani intorno alla fontana ripulita e col giardino rimesso a disposizione delle famiglie, per quanto per un breve periodo, perché le visite erano contingentate, è stato il momento più toccante, è stato un momento di primavera in anticipo che veramente e speriamo che l'ottimismo raccontare. di cui parlava prima, insomma, per le prossime settimane, insomma, sia effettivamente ritorni. Grazie mille, dottor Polesella, grazie per essere stato con noi. Grazie. Noi siamo arrivati alle porte dell'estate del 2020, quando è il 3 maggio, finisce il lockdown in Italia, sembra che sia passato almeno un anno, in realtà sono solo pochi mesi, e finisce il lockdown, si ricomincia in qualche modo a vivere. L'estate 2020 è l'estate in cui sembra che ormai liberi tutti, tutto si può fare, si vuole andare in vacanza, ci si vuole divertire, si vuole andare in discoteca. Si sembra che il Covid sia alle spalle, abbiamo avuto quella sensazione lì in quei mesi. Tant'è vero che addirittura si organizza a settembre e si inaugura la 77esima Mostra del Cinema di Venezia, il primo grande evento internazionale in presenza, pur con tutte le misure di sicurezza, e anche questa notizia fa il giro del mondo. Dernier préparatif avant le coup d'envoi de la Mostra, le Festival de cinéma de Venise. Une édition qui ne ressemblera à aucune autre. Il s'agit du premier grand festival international de cinéma depuis l'explosion de la pandémie. Ça sera un festival exceptionnel dans une situation extraordinaire. On n'était pas sûr que c'était la bonne décision de faire le festival, mais à un certain point, on a dit il faut le faire. On ne peut pas renoncer à le faire parce qu'on a besoin de recommencer, on a besoin de donner un signe d'optimisme et de solidarité à l'industrie du cinéma. Pour éviter toute contagion, un vaste dispositif sanitaire a été prévu. Gel désinfectant omniprésent, port du masque et distanciation sociale obligatoire dans tous les espaces du festival. Et enfin, contrôle de température à toutes les entrées. Des tests de dépistage sont également prévus sous la supervision du festival. Le célèbre tapis rouge, emblème de la Mostra, sera interdit au public pour éviter les rassemblements.
aux abords du palais du festival, certains le regrettent. C'est un peu triste. Tous les ans, je venais voir les acteurs. J'ai pu en voir certains, mais cette année, rien. Cette année, c'est étrange. Il y a moins d'ambiance, moins de gens, aucune foule. Cette année, 18 films du monde entier, du Mexique à l'Azerbaïdjan en passant par la France, sont en lice pour le prestigieux Lion d'Or du meilleur film. Cette 77e édition du plus vieux festival de cinéma du monde se conclura le 12 settembre prochain. Ecco, questo avete visto era un servizio che ha mandato in onda France 24, quindi una televisione francese, raccontando le misure di sicurezza per la mostra del cinema, e come vi dicevo prima, quell'estate sembrava tutto finito, sembrava che basta, il Covid, basta, ce lo siamo lasciato alle spalle. In realtà non è proprio così, perché a Ferragosto ricominciano a risalire i contagi e arrivano anche delle nuove restrizioni, nuove misure. Per esempio le discoteche che avevano aperto, erano rimaste aperte credo pochissime settimane, richiudono, e all'aperto nei locali della Movida ci si rimette su la mascherina. Le minacce però, quelle più importanti, sembrano arrivare dall'estero, infatti proprio a Ferragosto si cominciano a potenziare i controlli negli aeroporti. Apro la bocca, fuori dalla lingua. Una turista di ritorno dalla Spagna, appena atterrata a Marco Polo di Venezia, sceglie di sottoporsi volontariamente al tampone, possibilità riservata a chi arriva o rientra anche da Grecia, Malta e Croazia, le zone maggiormente minacciate dal Covid. Una sorta di ambulatorio allestito a tempo di record all'interno dell'aeroporto. Posso anche dire con un pizzico d'orgoglio che siamo il primo scalo in Italia a dare questo tipo di opportunità. Gli spazi messi a disposizione da Save, il servizio fortemente voluto dall'azienda sanitaria veneziana, che non si è risparmiata neppure nel giorno più festivo dell'estate. In mattinata l'arrivo di 4 aerei, in tutto 200 passeggeri. Il 30% ha scelto di sottoporsi al tampone. Facciamo anche tante famigliole, anche bambini piccoli, anche intorno ai 2 anni, e diciamo, a parte qualche piccolo piantino, vedo che la mano ferma delle nostre infermiere ci permette sempre di uscire bene come Sanità Veneta. Nel pomeriggio, dalle zone a rischio, l'arrivo di altri 6 voli e i sanitari stanno processando tamponi su tamponi. Entro 24-36 ore l'esito del test, che verrà comunicato tramite messaggio telefonico. Ecco, questo è l'inizio di quello che poi sarà la seconda ondata. La seconda ondata arriva in autunno, arriva il 18 ottobre del 2020, 4 giorni dopo, pochissimi giorni dopo, il 4 novembre, il governo divide l'Italia in fasce, le famose fasce per zona di rischio, quelle in cui ci troviamo anche adesso, zona arancione, zona gialla, zona arancione, zona rossa. I contagiati tornano di nuovo a riempire le corsie degli ospedali, come ci raccontava prima il dottore, e il TGR il 7 novembre sceglie di entrare nelle corsie della terapia intensiva di Dolo. Che cosa la spaventa di questa seconda ondata, a differenza della prima? Mi spaventa la durata, il fatto che stiamo andando incontro all'inverno e quindi alla possibilità di avere anche altre patologie di tipo respiratorio, virale. Lorella Altafini sfoglia il calendario e cerca di far quadrare i conti con una coperta corta. La primavera è lontana per lei, che gestisce 9 sale operatorie e la terapia intensiva di Dolo, diventato l'ospedale Covid del veneziano. I prossimi 4 mesi saranno durissimi per il personale, margini di manovra limitati per un orizzonte temporale ristretto. Ad oggi abbiamo attivi 15 posti letto, di cui occupati 9, attivabili altri 8, quindi direi che siamo abbastanza tranquilli come disponibilità di posti letto di terapia intensiva. Ma sono già 100 i ricoverati a Dolo e il picco dell'epidemia è ancora lontano. 8 mesi di esperienza sul campo per conoscere meglio il nemico hanno costretto a cambiare più volte strategia. Malattia subdola che frantuma le certezze. Fattore tempo per il vaccino, speriamo negli anticorpi monoclonali, ma anche lì siamo a livello sperimentale. E con i pazienti in terapia intensiva non si può avere fretta. Non è che un paziente resta ricoverato 7 giorni, poi migliora e viene trasferito in un altro reparto. Non è una patologia che guarisce in breve tempo. Dopo l'autunno, l'inverno, carico di lavoro per tutto il personale. Siete un po' meno eroi? Facciamo il nostro lavoro, ecco questo, facciamo
passione il nostro lavoro. Non so se siamo eroi. Ecco, dice la dottoressa, non so se siamo eroi, perché comincia già un po' a cambiare il clima, però nel momento fondamentale, oltre agli medici che lavorano negli ospedali, c'è un'altra categoria che ricopre un ruolo fondamentale, che è quella degli infermieri. Anche loro nelle corsie dei reparti sono blindati nel primo periodo, anche loro sono bardati da testa a piedi come palombari quando vanno a lavorare con i pazienti contagiati, e sono state anche figure estremamente importanti, in particolare per arginare la solitudine dei pazienti. Come nelle case di riposo, anche lì i pazienti si ritrovano da soli in ospedale ad affrontare il contagio. E ce ne parla oggi Barbara Micheli, già coordinatrice infermieristica dell'area Covid dell'ospedale dell'Angelo al tempo della prima ondata. Eccola qua. Buon pomeriggio, buonasera forse ormai a quest'ora, benvenuta. Benvenuta. Grazie. Dicevo, voi come infermieri avete avuto un ruolo fondamentale fin dall'inizio della pandemia. Come avete accolto quei pazienti? Cosa sono stati quei primi momenti, quei primi mesi di contagio in corsia? Allora, sono stati dei mesi molto particolari. Gli infermieri hanno dovuto reinventarsi, nel senso che partivano dai reparti, che era un'area medica di pneumologia e chirurgia toracica, hanno dovuto reinventarsi con pazienti che erano in fase di urgenza, con stress respiratorio, perciò hanno dovuto imparare a usare macchinari, monitorare questi pazienti, sempre in urgenza. Il problema grande era anche l'accoglimento del paziente stesso, perché prima c'era un ritmo di accoglimento del paziente, far conoscere il reparto, metterlo in tranquillità, e avevano la possibilità di colloquiare con i pazienti anche per un certo tempo. Invece adesso i pazienti arrivavano, loro erano vestiti con queste tute, con queste maschere che vedevano solo gli occhi, e i pazienti arrivavano anche impauriti, non sapevano a cosa andavano incontro, perciò era molto difficoltoso il rapporto tra infermiere e paziente. Perciò abbiamo dovuto, come dicevo prima, reinventarsi, capire come muoversi, aiutarsi parlando anche con i medici, come muoversi con questi pazienti. Poi quindi in qualche modo reinventare anche una parte del vostro lavoro. Perché erano cambiati anche i ritmi. Poi questi pazienti stazionavano o nelle stanze subintensive, dove erano praticamente con i ventilatori, erano sempre vigili, però vedevano queste figure bianche che camminavano, che passavano. Oppure in corsia, però erano chiusi dentro delle stanze perché erano in isolamento. Perciò il contatto con le persone era minimo. Quali sono state le situazioni più complicate da affrontare, più difficili? Allora, quelle più complicate erano più che altro forse anche con i pazienti anziani, perché non potevano parlare, perché comunque non avevano contatti con i familiari. Poi tanti venivano presi d'urgenza da casa e portati in ospedale. Perciò avevamo i familiari che chiamavano, che erano stati portati via i familiari, non sapevano come stavano, chiedevano notizie. E purtroppo si sa che per privacy, per telefono non si poteva parlare. Allora abbiamo cercato di mediare questo, creando un numero telefonico dedicato che parlassero con il medico. Poi appunto è arrivato anche il discorso dei tablet, c'erano i miei operatori che si fermavano, facevano le videochiamate con i pazienti, i familiari, si mettevano d'accordo. E abbiamo fatto così. Ecco, lei si ricorda un po' le emozioni, le sensazioni che provavate, o eravate talmente travolti dal lavoro che non riuscivate neanche a pensare a quello che stava succedendo? Allora, diciamo che c'erano delle fasi molto critiche quando c'erano purtroppo i decessi dei pazienti, che gli infermieri si sentivano inutili, nel senso che loro cercavano, si attivavano, facevano tutte le terapie che potevano, però tante volte i casi erano così gravi che c'era il decesso del paziente. E il fatto che loro, c'erano queste persone che li guardavano con questi occhi, che chiedevano aiuto, che chiedevano spiegazioni, e loro non potevano più di tanto confrontarsi, questo creava tanto disagio. Ecco, voi avevate anche in custodia gli oggetti personali dei pazienti, sia quelli che poi guarivano, sia poi quelli che non ce la facevano. Certo, diciamo che durante la pandemia noi avevamo una stanza dedicata alla raccolta di tutto il materiale, e dovevamo contattare poi i familiari
dei pazienti deceduti che venissero a ritirare il materiale, insomma. Ecco, lei prima diceva che era difficile avere un rapporto con questi pazienti, ma in realtà voi eravate gli unici che potessero avere un rapporto con loro, quindi come riuscivate a gestire questa situazione? Niente, parlavamo tanto quando chiamavano per telefono, anche quando portavano il materiale per il familiare, che poteva venire una persona a fermarsi sulla porta, cercavamo comunque di poter parlare il più possibile. Ecco, avete avuto il tempo in quei primi mesi di avere paura per voi, per il contagio che potevate portare a casa? Sì. Come affrontavate lo stress da lavoro? Allora, stress da lavoro, avevamo anche l'appoggio del servizio psicologia dell'ospedale, c'era la psicologa molto presente e io cercavo comunque di parlare con i collaboratori, quando sentivo che c'era qualche criticità o qualcosa cercavo di appoggiarle alla psicologa, avevamo un filo diretto praticamente. Cercavo comunque di mantenere anche i ritmi di lavoro per i dipendenti stessi, nel senso di dare i riposi e per quelle situazioni un po' particolari come la stanza subintensiva che abbiamo noi, che è molto pesante di assistenza, così cercare di dare anche momenti di riposo agli infermieri, perché loro avevano la tendenza di non fermarsi mai, fare sempre tutto. Volevano sempre andare avanti. Sì, sempre andare avanti, si fermavano anche in oltranza, sono venuti anche infermieri di altri reparti a dare supporto. Perciò sono stati bravi. Per chiudere, un ricordo bello, un momento particolarmente bello c'è stato pur nel dramma di quei mesi? Beh, a parte il riconoscimento di tanti pazienti che poi sono guariti, sono usciti, che hanno anche tanto ringraziato per come sono stati trattati, per come sono stati seguiti, e anche la solidarietà che c'è stata da parte delle persone fuori, di tutti quei servizi che hanno dimostrato l'affetto. E anche il gruppo stesso comunque come hanno lavorato bene insieme, come si sono uniti con questa situazione. Ci sono degli elementi che ritornano, la solidarietà interna dentro le corsie, la solidarietà che arriva da fuori. Anche voi quindi siete riusciti a percepire questa vicinanza. Sì. Bene, la ringrazio. Però in corsia in realtà dall'autunno dell'anno scorso in poi non si pensa solo al Covid, è un po' passata quella fase esiste solo il Covid. Il Covid satura i posti letti disponibili, ma ci sono anche le altre patologie, c'è anche chi magari ha trascurato le proprie patologie croniche perché aveva paura del contagio, non voleva andare in ospedale. Abbiamo sentito prima questo racconto. E allora ancora una volta la testata regionale della RAI entra in un reparto e questa volta è quello delle malattie infettive. Per parlare con i familiari si usa il citofono, ci si guarda attraverso il vetro. Chi deve entrare negli spazi ad alto isolamento passa dalle stanze filtro. Al reparto di malattie infettive dell'Angelo di Mestre l'osservanza rigorosa di norme e protocolli non è una novità. Il Covid non spaventa per il rischio contagio, ma per le conseguenze che può avere sul sistema sanitario. L'aumento dei numeri di Covid, di pazienti da ricoverare, preoccupa anche, e vorrei dire soprattutto, per l'occupazione del sistema sanitario, che non consente più appunto al sistema sanitario di gestire tutte le altre patologie. Il primario Sandro Panese ha a disposizione 19 letti al Civile di Venezia e 9 all'Angelo. Attenzione, avverte, farmaci miracolosi per il Covid non sono stati ancora trovati. Tutto il mondo, non solo qua, i presidi che si usano sono più o meno gli stessi, quindi il Remdesivir, però vuol dire quel farmaco antivirale che è stato l'unica sostanziale novità emersa rispetto a un anno fa, all'epoca pre-Covid, la terapia antinfiammatoria precoce, questo sì, e poi tutti i presidi di supporto, ovviamente, quelli fondamentali, oltre all'ossigeno. Ossigeno, questo è il farmaco fondamentale, ci dice prima di organizzare una nuova giornata con la coordinatrice. Non compete a noi discutere le decisioni della politica, continua, ma esorta a tenere presente lo sforzo sostenuto da sanitari e tecnici. Stiamo ancora riuscendo a dare il giusto turnover e a riconoscere i giusti turni di riposo, però siamo senza dubbio sempre sotto più pressione. E mi verrebbe da dire una pressione che allora era novembre 2020, è passato un altro anno di pressione dello stesso tipo. Un'altra attività che ha impegnato fin da subito l'ULSS 3 Serenissima, fin dall'inizio della pandemia,
molto importante e anche molto faticosa è il tracciamento. Ne abbiamo sentito parlare prima da qualcuno, cioè individuare i positivi, i contatti dei positivi, continuare a monitorarli. Ecco, di questa attività, per farci capire un po' cosa consiste, c'è qui con noi oggi Vittorio Selle, credo, sì, eccolo, direttore del servizio di igiene e sanità pubblica dell'ULSS 3. Buon pomeriggio. Buonasera. È acceso, sì. Buonasera a tutti. Dottor Selle, allora intanto ci spieghi un po' sinteticamente che cos'è questa attività di tracciamento. Sì, in realtà adesso ha assunto questo ruolo così particolare, ma rientra tra i 3-4 presidi di un'azione in sanità pubblica che accompagna l'azione del tamponamento, quindi del riconoscimento, le cure per dove non sono possibili, l'isolamento e il quarantenamento. Questo fino a che questa attività riesce a gestire in maniera sufficientemente quantitativamente importante l'isolamento e il quarantenamento dei contatti, perché oltre a un certo livello scattano le misure nelle zone e il lockdown. Certo. Per noi è stata glielo dico perché l'effetto compressione temporale di questi 2 anni è incredibile. Adesso lei mi parla di questa cosa. Oggi abbiamo tracciato 600 casi. Come tracciavamo quei giorni lì? Lì eravamo eroi. Qui ci stiamo arrampicando perché stiamo tenendo in piedi vaccinazioni, tamponamento. Certo, che non c'è solo l'attività di tracciamento. Ecco. Quindi è una fatica. E gli ospedali sono aperti, funzionano con quasi tutte le normali attività. Garantendo la vita esterna, però certo. Dopo 2 anni questo è un impatto fortissimo per chi sta continuando a fare questa attività. Io lo dico perché sentiamo la stanchezza immagino. Non da poco, ecco. E poi la cosa più incredibile in questa fase è stata che uno strumento come quello di identificare i contatti del caso e porli in quarantena era uno strumento che noi o profilassavamo per i casi della meningite o comunque vaccinavamo per i casi del morbillo, applicavamo in un cluster di 1-10 casi, insomma. No? Molto limitato, quindi un target molto limitato. Quindi ho i ricordi della chiamata reperibile di notte per il caso di meningite piuttosto che quando c'era una piccola epidemia di morbillo nella scuola, è un lavoro che nel giro di un paio di giorni chiudeva. Ecco, questo strumento è stato esploso, moltiplicato in una maniera incredibile. Ma di che numeri stiamo parlando? Guardi, in quel periodo lì, ripeto, viaggiavamo a 600-700 tracciamenti al giorno, quindi vuol dire che c'era un gruppo, abbiamo dovuto aprire dei posti, fare contratti a medici specializzanti, reclutare infermieri, un po' di tutto, quello che stiamo rifacendo adesso comunque, e trovare dei luoghi, perché questa qui è la saletta riunioni che avevamo all'igiene pubblica, che abbiamo trasformato a ferro di cavallo collegato con un video, insomma ci siamo inventati in poco tempo, in maniera da stare collegati anche con la sede centrale, e qui era il nucleo iniziale che è partito con una decina di persone. Alla fine abbiamo dovuto prendere in affitto la Telecom di Mestre, e ci stavano anche 50 persone a tracciare. Anche attualmente? Adesso abbiamo fatto un periodo di transumanza, diciamo, per la Expo, perché abbiamo cercato di concentrare tutto lì. Quando abbiamo visto che ripartiva la necessità del tracciamento con numeri importanti, siamo ritornati alla Telecom e diciamo che la cosa più difficile in questo momento è che dobbiamo mantenere una performance vaccinale importante, perché viaggiamo più di 6.000 vaccinazioni al giorno in media ormai, e quindi le persone anche che abbiamo reclutato dobbiamo le avete dirottate anche per le vaccinazioni. Ma lei tenga conto, quasi 10-11.000 tamponi al giorno, quindi forza lavoro anche lì. Certo. Ci sono, diciamo sempre la mattina in riunione, erano 3-4 rami d'azienda nuovi. In quell'epoca lì, guardi, c'era solo da fare il tracciamento. Sì, la guardo anche un po' di nostalgia. Adesso insomma, dottor Selle, addirittura c'era solo questo e il carico sull'ospedale era importante, che adesso è diverso ma sta rimontando, attenzione. Però c'era questa cosa qui, era centrale ed era l'attività dell'azienda. Oggi ecco, quindi in qualche modo si è anche non si è evoluto quel tipo di lavoro, perché l'attività di tracciamento resta sempre tale. Abbiamo cercato di automatizzare alcune cose, abbiamo provato anche con la regione a fare alcuni esperimenti di intelligenza artificiale, invio di messaggi immediati per prendere in carico e dare alla persona
dire, la sensazione che comunque l'azienda c'era, anche se ti avrebbe telefonato 2 giorni dopo, ma intanto ti arrivava il messaggino, ti diceva stai attento, stai sei tranquillo, positivo, stai arriva. a casa, isolati, ricerca intanto i tuoi contatti che ti chiameremo. Quali sono le difficoltà maggiori in questa opera, in questa attività di tracciamento e di contatti? Sì, guardi, ormai ci sono scritti i libri, no? Sono un po' comunque c'è. Intanto siamo una società polietnica, quindi spesso cerchiamo tracciatori che sappiano anche più di qualche lingua, quelli che sanno più lingue li teniamo come loro. Comunque abbiamo una società con anche presenza di altri. Venezia poi è una città internazionale, sì, certo. E quindi abbiamo continuamente poi il caso da gestire con grande cautela, anche con risorse diplomatiche da mettere in atto. Abbiamo avuto, per darvi un esempio sotto questo profilo, un grandissimo problema da gestire con la comunità bengalese. C'è stato un periodo, mi ricordo. È stato un lavoro pazzesco perché erano tantissimi, Sì. perché non avevano il telefono, non erano recuperabili. Come avete si fatto a infettavano perché rintracciarli? abbiamo fatto un porta a porta, avevamo squadre, abbiamo avuto alcune delle nostre infermiere che giravano casa per casa. Abbiamo usato tutte le strategie possibili, incontri con la comunità, abbiamo fatto un po' di tutto e devo dire che è passato un po' per fortuna sotto silenzio, non per noi operatori, lo sa perché ne abbiamo parlato molto, però è stato veramente un rischio fortissimo perché lì poteva esplodere un qualcosa anche di veramente difficile da gestire. Tenga conto che alla Fincantieri loro sono la forza lavoro centrale. Certo, la più numerosa. Ecco, quindi per dire, questa è una difficoltà. L'altra grandissima, notoria, che incontrano tutti è la reticenza. Perché evidentemente una persona che deve fare nomi e cognomi di persone che poi per un po' di giorni devono chiudersi a casa, ecco, è sicuramente un elemento. E poi c'è anche la memoria, poi c'è l'anziano, quello che capisce male, ce n'è di tutto, guarda. Ecco, però in un'ottica di prevenzione, quanto diventa importante questa attività di tracciamento? Allora, guardi, quando c'è una fase iniziale in cui l'epidemia è bassa, è l'azione centrale, perché fa l'immediato contenimento, isoli, blocchi i contatti e fai la vera azione tampone, soprattutto in assenza di vaccino. Attenzione, soprattutto in assenza di vaccino. Quando i numeri cominciano a diventare importanti, devono scattare altre parallele attività. Okay? Sì, non può essere più l'unica, ma deve essere un'azione coordinata. Capisci bene. Perfetto. Poi, chiaramente questa azione sta in piedi con una forte capacità di tamponamento. Sai, ogni tanto lei sente talk show televisivi, tamponi. Cioè, è tutta l'azione di sanità pubblica o è corale e abbraccia tutte queste attività, allora fa sistema, se no non è una sola che ce la fa. Ecco, questo è centrale, questo concetto. Bene, grazie dottor Selle per essere stato con noi. Come dicevamo, cominciano a farsi anche dei momenti critici, cominciano a emergere delle voci nella società di chi è contrario, chi dice che il Covid non esiste, di chi dice che i contagi non sono reali, di chi parla di complotti. E allora c'è una strategia comunicativa che viene adottata dalle maggiori testate nazionali e che è quella appunto, come abbiamo visto prima, di entrare nelle corsie degli ospedali. E ancora una volta il TG1 torna a Mestre e entra all'ospedale dell'Angelo per far parlare i primari. Noi abbiamo pensato che questo servizio fosse davvero importante e i testimoni fossero importanti da comunicare, per cui ve lo facciamo vedere, anche se vi avviso già che la qualità non è esattamente la più perfetta possibile. Ordinanze e misure messe in campo per cercare di flettere la curva dei contagi in Veneto, seppur lentamente si sta iniziando ad andare verso questa direzione, tuttavia aumenta il numero dei decessi, 114 nelle ultime 24 ore. Noi siamo entrati nel cuore dell'area Covid dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Se aumentano i contagi, ci hanno detto i medici, inevitabilmente aumenta il numero delle persone che si ammala e dunque anche il numero di chi non ce la fa. Vediamo il nostro servizio. Sono aumentati tutti i numeri, e sono aumentati i numeri dei casi, ovviamente sono aumentati anche i numeri dei casi gravi impegnati, quindi stiamo osservando veramente una marea montante. Dai che adesso togliamo il ventilatore, mettiamo l'ossigeno adesso. Sono i numeri a raccontare la ferocia di questa seconda ondata. L'area Covid dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, uno dei più importanti del Veneto, è quasi tutta piena. Questa è una delle 2 aree di subintensiva
e attualmente tutti i posti letto sono occupati. Questa ondata, mi ho fatto i conti l'altro giorno, I pazienti che dalla sub vanno... 1 su 5 dalla sub deve scendere in rianimazione. Anche la terapia intensiva fa fatica a frenare l'onda di piena. Una situazione così medici, infermieri e operatori non l'avevano vista, neanche a primavera. Possiamo dire che è peggio della prima ondata? Assolutamente, l'avevo sempre detto. Assolutamente, sia per criticità, età, durata della patologia e i risultati finali. Mortalità è alta, siamo sul 75% di mortalità. Ci stiamo difendendo però con grosse difficoltà. In questo maxi reparto il paziente più giovane ha 35 anni, a Venezia in condizioni critiche è ricoverato, un ragazzo di 22. A volte si ha la sensazione che all'esterno si abbia la percezione del problema, ma non della gravità. Quello che si vive qui dentro. Esattamente, esattamente. Audio, grazie. Quell'autunno è anche l'autunno però in cui c'è la ripartenza delle attività produttive che diventa fondamentale per il rilancio dell'economia. I vari governi hanno preso delle misure per diciamo così, dare uno slancio all'economia, però l'importante è ripartire nelle aziende in piena sicurezza. E allora il 17 ottobre l'ULSS Tre Serenissima sigla un accordo un protocollo con Fincantieri e con Confindustria per fare un intervento molto vasto di test a tappeto sul personale di Fincantieri. E anche di questo e non solo ci parla oggi Francesco Saverio Zannoni, che è responsabile sicurezza di Fincantieri, che era anche, credo, presente alla firma di quel protocollo. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Beh, innanzitutto anche a lei chiedo, lockdown totale a un certo punto, si fermano tutte le attività produttive. Ecco, voi che cosa avete pensato in quel momento? Che scenari vi siete immaginati? Sì, intanto una precisazione. Io sono responsabile a livello nazionale, quindi sono poi abitante a Venezia, quindi conosco questa realtà in maniera particolare. Noi siamo partiti immediatamente dopo il 22 di febbraio con dei protocolli che abbiamo realizzato a livello nazionale, quindi li abbiamo realizzati con la partecipazione delle singole aziende sanitarie, trovando in alcuni contesti maggiore disponibilità, in altri francamente qualche ostacolo in più. Su Venezia abbiamo lavorato da subito in maniera molto costruttiva. Abbiamo trovato interlocutori disponibili, pragmatici e soprattutto vicini alla nostra realtà. Abbiamo cercato, per quanto riguardava poi il nostro atteggiamento, di essere altrettanto proficui nel prestare collaborazione. Nella specie sentivo prima parlare del problema dei lavoratori extracomunitari. Ecco, in quel frangente, a fianco di quello che stava facendo la struttura sanitaria pubblica, abbiamo affiancato un provvedimento particolarmente forte, nel senso che abbiamo sospeso dal lavoro tutto il personale di etnia bengalese, sapendo che si stava focalizzando sul territorio, non in cantiere, ma si stava focalizzando un problema è un provvedimento abbastanza drastico. E attraverso questo tipo di irrigidimento abbiamo in qualche modo forzato la mano a che l'etnia bengalese, e con i vari responsabili che avevamo contattato, ricordo anche un paio di webinar fatti con la prefettura, abbiamo fatto in modo che ci fosse un'attività diffusa, generalizzata di tamponi e un'attività di contact tracing particolarmente efficace. Con questa misura credo siamo riusciti a fare molto. Il provvedimento a cui faceva cenno invece è un provvedimento che è intervenuto successivamente. Attraverso questo protocollo abbiamo istituzionalizzato, ovviamente su base volontaria perché non c'era la possibilità di imporre nulla, ma abbiamo istituzionalizzato una sorta di screening
di carattere costante, su base settimanale, tuttora attuato all'interno. Quindi in sostanza test tutte le settimane per, diciamo così, individuare eventuali focolai, eventuali positività asintomatiche. Quindi la ricerca era proprio in questa direzione. Anche questo ha fornito, credo, dei risultati importanti per il cantiere, ma anche per la collettività. Non è stato l'unico caso di collaborazione con la struttura sanitaria, perché, ripeto, il contatto non tanto del sottoscritto che appunto opera in altra realtà, ma il contatto del medico competente dello stabilimento, della struttura dell'RSPP e di tutti coloro che operano su Venezia è un contatto che è stato ed è quotidiano, è costante, e a fronte di casi che possono essere meritevoli di intervento si trova regolarmente quella che può essere la soluzione migliore. Ecco, un'altra misura che è stata presa, che è nata in qualche modo, si è sviluppata col lockdown, è lo smart working. Che tipo di impatto ha avuto e che futuro potrà avere questa misura? Ma evidentemente, ecco, qui torno con la veste di responsabile aziendale. È palese che lo smart working in una realtà come può essere quella triestina, fortemente caratterizzata da personale impiegatizio, personale tecnico e progettuale, la possibilità di lavorare in remoto è una possibilità che è stata colta, anzi durante il periodo di pandemia, proprio nel mese di luglio scorso, abbiamo sottoscritto a livello nazionale un accordo che disciplinerà le modalità dello smart working una volta che sarà finito il periodo emergenziale. In stabilimento le possibilità sono relativamente esigue. È palese che nell'area amministrativa o nell'area tecnica la possibilità di accesso allo smart working c'è, e nell'area di produzione è una possibilità che non esiste. Bene, la ringrazio per essere stato con noi. E come avete sentito si delineano tanti scenari. L'ULSS 3 Serenissima però non vuole lasciare indietro nessuno, e a partire ad esempio dalle persone disabili, che sono state le prime, quelle che hanno pagato forse il prezzo più alto a causa della difficoltà di contatti sociali, del distanziamento. E quindi l'ULSS 3 ha organizzato un particolare progetto proprio per le persone con disabilità, e lo vediamo. Si mette la colla, bene, su 2 lati. 8 laboratori per 25 ragazzi disabili, insegnanti, i maestri d'arte veneziani. Gli ottimi risultati di questa inconsueta collaborazione sono esposti sulle bancarelle del mercato equo e solidale di Rio Terra dei Pensieri. Maschere in cuoio e cartapesta, piccola sartoria, cura del verde urbano, ceramica, in base ai desideri e alle inclinazioni di ciascuno. I tirocini tradizionali che da anni la ULSS 3 organizza in collaborazione con le aziende del territorio si sono fermati causa pandemia. Da qui l'idea di coinvolgere i comuni che hanno finanziato il progetto e le botteghe artigiane della rete AERES, a loro volta messe a dura prova dalla crisi. Stiamo appunto tentando di sviluppare delle forme di attività laboratoriali, riprendendo quella che era la filosofia delle vecchie botteghe artigiani, mettendo insieme le professionalità degli artigiani con la capacità di apprendimento di questi ragazzi. La sintonia è stata immediata, i progressi degli apprendisti subito evidenti. Abbiamo proprio visto che la creazione di manufatti artigianali, artistici, ha una forte valenza espressiva. Il progetto sta andando molto bene, la trasmissione che in qualche modo stiamo facendo con questo progetto non riguarda solamente la tecnica, ma anche una dimensione di identità sociale. Ora si pensa di replicare il progetto, anche oltre la fine dell'emergenza. È bellissimo fare maschere e sono emozionato. È stata un'esperienza molto bella, essendo la prima volta che inizio a lavorare, vale la pena. Ecco, questo nessuno deve restare indietro, nessuno deve restare solo. Diventerà un po' un mantra nella terza fase, che è quella della campagna vaccinale che è segnata da 2 parole, novità e speranza,
perché finalmente i vaccini sono arrivati e finalmente c'è un'arma efficace. Si è sentito spesso dire abbiamo combattuto a lungo con delle armi spuntate. Ecco, alla fine del 2020, il 27 dicembre, inizia la campagna vaccinale in Italia. Allo Spallanzani di Roma viene vaccinata un'infermiera. Anche a Venezia si comincia a organizzare, avvengono le prime somministrazioni agli operatori sanitari e alle persone più fragili, poi subentrano gli anziani e gli insegnanti e intanto si allestisce il Pala Expo che diventerà il più grande centro vaccinale del Veneto. Vi farei vedere solo un pezzettino perché siamo un po' in ritardo e quindi mi dicono che dobbiamo andare un po' rapidi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie per quello che fate. Buongiorno. Questa è la prima, queste sono tutte le accettazioni, arrivano. Qua diciamo è la preaccettazione. Sì, buongiorno. Qua sono in attesa, qua arrivano sul termoscanner, vedono sullo schermo naturalmente la temperatura, mi danno con i volontari. Prova, eccomi. Questo era l'inaugurazione del Pala Expo quando è venuto il commissario straordinario Figliuolo e uno dei papà, se così possiamo dire, del Pala Expo è l'ingegnere Roberto Taranta dell'ULSS 3 Serenissima. Eccolo, lo vedo che sta scendendo. Buongiorno ingegnere, buonasera forse credo ormai. Buonasera, funziona? Sì. Sì, funziona. Uno dei papà del Pala Expo, ho detto bene? In realtà, no. Insomma, lei ha giocato un ruolo nella trasformazione del vecchio padiglione esagerato, acque. nel senso che tutti i servizi tecnici ovviamente per correre dietro alle esigenze della pandemia che ha mutato anche il sistema sanitario, abbiamo dovuto reinventarci anche noi e quindi abbiamo dovuto inventare dei metodi per, in questo caso, somministrare ingenti quantità di vaccini. Già dai primi di febbraio avevamo aperto dei centri vaccinali, dal 15 febbraio già si vaccinava, ma in situazioni molto limitate. Questo invece è stato un ottimo esempio di sfruttare una struttura disponibile, ferma dal 2018. Anche un po' abbandonata. Esatto, e quindi molto anche trovata anche in condizioni un po' precarie, dove abbiamo dovuto rifare completamente tutta la parte impiantistica e è stata una situazione che ci ha consentito però, era anche grandissima quando si vedeva all'inizio, quando siamo entrati la prima volta sono 100 metri per 100 metri, è enorme, ti viene anche il dubbio di poterci fare qualcosa, esatto. E invece dopo abbiamo fatto la prima proposta e in 30 giorni... Quando è iniziato, insomma, si è balenata 23 febbraio, quindi subito? 23 febbraio è stato il primo sopralluogo. Una settimana dopo abbiamo attivato gli impianti, o meglio le utenze. Considerate che come utenze c'è una cabina da 1 megawatt, cioè non è un'utenza normale, è una media tensione. E poi abbiamo, in 30 giorni, il 7 aprile, è stato aperto il Pala Expo con 10 linee vaccinali e una distribuzione che ne occupava metà. Un mese dopo, vista l'esigenza e la richiesta di vaccini e anche la disponibilità, è stato ampliato portandolo a 16 linee vaccinali e con addirittura una platea di 400 e oltre posti a sedere per gli utenti che hanno quindi potuto aspettare il loro turno attraverso anche poi ammodernamenti. Dobbiamo comunque ringraziare tutti perché non è una cosa che viene dall'intero sistema servizio tecnico, perché la parte informatica è stata essenziale in quella situazione, come è stato essenziale anche il contributo all'inizio del comune, della struttura del Comune di Venezia, che ci ha messo in condizioni di poter operare con molta snellezza, e poi la gestione è stata fondamentale, la protezione civile che ci ha supportato in tutti i momenti fin quanto hanno potuto, perché dopo piano piano comunque
le cose hanno iniziato a riprendere e i volontari quindi devono anche tornare al lavoro. Ecco, cosa ha provato lei il giorno in cui è stato inaugurato il Pala Expo? Come vi siete sentiti? Ma io, per chi lo sa, io vengo dalla protezione civile, io ero un responsabile della sala operativa e quindi conosco molto bene il mondo e devo dire che insomma è stata una forte emozione vedere realizzato un progetto che in quel momento però era unico, almeno che io sapessi era unico. C'erano qualcosa di simile a Ravenna, nella parte emiliana, eccetera, ma non con quell'organizzazione. E lì abbiamo ovviamente avuto anche la fortuna di incrociare ottime ditte per il ripristino degli impianti, una ditta per l'allestimento esperta fieristica che è stata meravigliosa e poi quindi evidentemente il contributo di convogliate, insomma, tutta una serie di sinergie che hanno portato... dove le sinergie si sono unite e si sono allineate. Chiaramente eravamo anche sull'onda ancora emozionale della pandemia. Grazie ingegnere. Prego. E la campagna vaccinale intanto va spedita, si è inaugurato il Pala Expo, ma prima ancora del Pala Expo sono i medici di famiglia che si attivano per andare a vaccinare soprattutto i pazienti più fragili e quelli che vivono nelle isole. È avvenuta alle 8 in punto di questa mattina a Mira la prima vaccinazione somministrata in Veneto in un ambulatorio di medici di medicina generale. Secondo il direttore generale dell'Ustre Serenissima Edgardo Contato, i medici di famiglia hanno così compiuto un passo cruciale, affiancandosi al lavoro degli operatori dell'azienda sanitaria per portare il vaccino nella realtà comune, tra gli assistiti e le persone. Lo scopo fondamentale dell'iniziativa di oggi è quello effettivamente di dimostrare come il medico di medicina generale senta l'importanza di una partecipazione attiva nell'ambito della tutela dei propri assistiti in una situazione così drammatica quale quella dell'epidemia che stiamo vivendo. Oggi siamo riusciti effettivamente a vaccinare un certo numero di assistiti che abbiamo selezionato sulla base dei criteri che ci sono stati indicati nella classe di età tra i 79 e i 70 anni. L'adesione dei convocati è stata alta, ha aggiunto Rigo, persone che non temono ed anzi attendono il vaccino con ansia. Le operazioni, a cui ha assistito anche il vicepresidente dell'Ordine dei Medici, Maurizio Scassola, riprenderanno la settimana prossima. Era di particolare importanza testare alcuni aspetti gestionali e organizzativi per riuscire a comprendere effettivamente quali sono le complessità e le difficoltà di questo tipo di vaccinazione che si discosta da quelle indubbiamente precedenti e quindi riuscire a coinvolgere tutti quanti i medici dando le indicazioni su quelli che possono essere gli aspetti organizzativi a seconda delle peculiarità delle singole situazioni. Ecco, dicevamo la campagna vaccinale procede spedita e a Venezia come può procedere se non con uno strumento che è un po' il simbolo della città, il vaporetto. Si allestisce il vaporetto vaccinale e anche questa notizia fa il giro del mondo. Questa è una città che nasce sull'acqua, nasce con gli spostamenti fatti a remi. Poi l'avvento dei vaporetti. Chiunque di noi fin da piccolo l'ha preso, insomma è cresciuto con vaporetto. È un pezzo della vita dei veneziani. C'è quello che magari si muove fino al centro dell'isola ma non ti prende il vaporino. E quindi abbiamo provato lì che erano numeri fattibili perché un vaporetto chiaramente non può avere la capienza per tenere dentro 5 ambulatori e tanta gente. Poi è il tempo post vaccinale che deve essere lasciato un quarto d'ora alla persona in osservazione. Ecco, abbiamo pensato l'idea della per questi punti un po' intermedi dove non vanno i grandi numeri, dove non va il singolo medico a casa e l'abbiamo sperimentato l'altra settimana per l'Isola di Sant'Erasmo. L'utilità di questo battello appunto adibito a ambulatorio vaccinale è quello di aver incentivato il desiderio, la voglia di farsi vaccinare.
far fatica per andare a farsi la vaccinazione alla Marittima, a Piazzale Roma, l'opposto di Venezia praticamente, che per questi anziani vuol dire veramente una grande distanza, è difficile arrivare per loro, per cui molti anche dicevano beh pazienza, si vaccineranno gli altri, ma non ce la faccio, non me la sento, e invece glielo portiamo il vaccino sotto casa alla porta. Ho 92 anni, ho girato il mondo, sono stato in Canada, Stati Uniti, 32 anni. Vaccinare un anziano non vuole dire solo salvare una vita, ma vuol dire anche dare dignità a chi ci ha garantito il passato, ma ci può dare speranza per il futuro. Dobbiamo farlo per la collettività e bisogna farlo, ecco. Organizzato. Viene organizzato, molto bene. E per me è stato veramente una manna dal cielo. Sì. Ecco, i vaccini cominciano ad arrivare veramente, veramente dappertutto. Siamo ormai alla quarta fase, siamo verso la conclusione del nostro racconto. Una fase in cui c'è anche un po' una distanza tra la scienza e le competenze scientifiche e la società, una sorta di frattura che difficilmente si colma. Ci sono degli episodi anche pesanti che succedono anche nel nostro territorio, però ci sono anche esperienze belle, ci sono i vaccini che vengono fatti senza tetto, c'è l'accordo con gli universitari per vaccinare tutti gli studenti universitari con 13.000, se non ricordo male, slot che vengono messi a disposizione. C'è anche però chi sul fronte vaccini ha dei dubbi che forse possono essere anche legittimi, non siamo tutti medici, non siamo tutti scienziati, c'è chi magari decide di non vaccinarsi. E poi ascoltiamo la storia del signor Francesco Toffolo e della signora Stefania Scanavin che sono qua con noi questa sera. Buonasera, benvenuti. Prego, accomodatevi pure. Allora, innanzitutto la prima cosa da dire è che voi non siete dei Novax. No. Chiariamo subito. Non siamo Novax. Non siete Novax, però a un certo punto avete valutato l'ipotesi di vaccinarvi e avete deciso di non farlo, almeno non subito. Come mai? Allora, io ho una patologia cardiovascolare, per cui all'inizio, quando in primavera si poteva accedere a essere vaccinati, mi è stato sconsigliato e quindi da quella volta, siccome ho passato dei guai, con il ricordo dei guai che ho passato, ho detto no, aspetto che arrivi un vaccino che sia tranquillo, che sia adeguato ai miei problemi, insomma. Ecco signora, poi però a un certo punto purtroppo voi vi ammalate, tra l'altro insieme, contemporaneamente. Sì, tutta la famiglia, anche i nostri figli. Ecco, quindi insomma il contagio vi colpisce abbastanza duramente e finite in ospedale, siete ricoverati non in terapia intensiva ma comunque insomma sotto ossigeno. Ecco, ci racconta un po' quella fase lì, insomma quella del ricovero, i momenti più difficili. E il momento più difficile è stato quando ci siamo resi conto che non eravamo in grado di decidere noi sulla malattia che avevamo preso, nel senso che a noi sembrava anche di poter star bene e invece quando sono venuti i medici dell'USCA a casa a visitarci hanno detto no, voi dovete andare in ospedale. Cioè voi non avevate la percezione di essere in pericolo? No, assolutamente. Quando invece siamo arrivati in ospedale, che con l'ossigeno abbiamo iniziato a ragionare di nuovo, ci siamo resi conto della gravità e di quanto stavamo rischiando. E purtroppo non sono stati dei giorni molto piacevoli quelli trascorsi in ospedale per la malattia e lì ci siamo resi conto purtroppo che il nostro non esserci vaccinati prima è stata una sciocchezza, ma non perché non volevamo vaccinarci, perché quelle cose che dici lo farò più avanti, prendi tempo. Purtroppo sì.
comunque è andata così. Ecco, so però che per esempio, sarà una magra consolazione, però per esempio in ospedale siete stati ricoverati insieme, addirittura nella stessa stanza. Avete avuto poi tra l'altro un percorso di malattia molto simile. Sì, abbiamo iniziato praticamente il figlio più piccolo ci ha contagiati e il sabato abbiamo iniziato tutti e due con 39 di febbre, proprio abbiamo iniziato insieme a star male e questa gentilezza del reparto dell'Angelo che essendo marito e moglie ci hanno messi nella stessa stanza, per cui eravamo comunque pur nel male un po' confortati di essere vicini. Ecco, lei diceva prima, a un certo punto quando eravamo lì abbiamo capito un po' la sciocchezza che avevamo fatto nel non vaccinarci, quindi immagino che insomma passati il periodo in cui ci sarà da aspettare il tempo per potersi vaccinare, perché comunque come dicevamo prima voi non siete Novax, quindi non siete contrari a prescindere. Assolutamente, sì, ci hanno detto quando finirà l'effetto di questi anticorpi. Sicuramente sarà in primavera, procederemo alla vaccinazione. Abbiamo rischiato, per fortuna è andata bene, in effetti in ospedale abbiamo avuto sia un trattamento medico che dal personale sanitario di un'eccellenza indescrivibile, proprio bravissimi sotto tutti i punti di vista. Non so se il signor Toffolo vuole aggiungere qualcosa. Sì, che questa malattia è come se si accendesse un interruttore. Nel giro di poche ore si sviluppa in maniera incredibile e quello che ogni tanto ci ripetiamo, che eravamo lì a casa da soli, subentra uno stato di incoscienza per cui non ci rendevamo conto della gravità. Infatti questa è la cosa che diceva prima anche la signora, è veramente impressionante capire che non si è lucidi da avere la percezione. Esatto. Per fortuna le dottoresse dell'USCA, mi ricordo benissimo quel lunedì pomeriggio, e gli occhi, evidentemente dovevo essere stravolto, gli occhi della dottoressa, guardi che lei deve andare al pronto soccorso, mi ha misurato la saturazione, era 82, immediatamente è arrivata l'ambulanza e poi è iniziato da lì le terapie e quant'altro. Beh, però almeno insomma è finita bene, tutto sommato è finita bene, siamo contenti che vi vaccinerete quando sarà possibile. Vi ringrazio moltissimo. Volevo Grazie. un particolare elogio al reparto Covid dell'ospedale All'Angelo che ci hanno dato un'assistenza di vera eccellenza, un personale squisito. Ne siamo sicuri, sicuramente è andata così. Grazie mille. Grazie. E poi abbiamo un altro ospite da invitare qui perché un altro fronte importante di impegno, ce lo diceva anche prima il dottor Selle, se non ricordo male, è stato quello con il mondo della scuola. Appena sono cominciate le scuole, prima la didattica a distanza, poi si sono riaperte le scuole, bisognava ripartire in sicurezza, poi i tracciamenti, i contagi e tutti gli iter da seguire. Tutto questo è stato possibile, è stato diciamo in qualche modo facilitato nell'US 3 Serenissima dal team scuola Covid, che è stato un team che ha supportato il lavoro anche degli istituti scolastici. Di questo team ha fatto parte anche il professor Michele Darisi dell'istituto Benedetti Tomaseo ed eccolo qua. Grazie professore, buonasera. Forse l'altro? Questo? Eccolo. Sì. Allora, intanto, professore, noi ci siamo parlati qualche minuto al telefono l'altro giorno e mi ha detto una cosa molto divertente. Mi dice che cosa vuol dire essere un referente Covid della scuola? Vuol dire interfacciarsi all'interno della scuola sia con i ragazzi e le famiglie che nel momento in cui anche solo il tracciamento spesso non sanno, anche perché come diceva prima il dottor Selle, che tra l'altro ha il figlio a scuola da noi. Ecco. Sì, cioè molto spesso con i tracciamenti sono in ritardo
e quindi a volte la notizia che arriva immediata del caso di positività da parte di uno studente ci impone di accelerare i tempi, per cui ancora prima della segnalazione da parte del SISP viene messa in isolamento la classe in attesa poi del successivo tracciamento. Quindi è un lavoro importante. A me è capitato addirittura di anticipare nel tracciamento, cioè di segnalare al SISP casi che non erano stati riscontrati, magari perché... Però lei mi ha detto anche che i genitori le telefonano e le chiedono di prenotare l'appuntamento, sì, anche per il tampone. Sì, sì. Ecco, tra l'altro molti mi scrivono dottor Darisi e comincio a pensare che non sia legato alla laurea, ma forse perché pensano che lei sia il medico della scuola, probabilmente. Assolutamente, sì. Ecco, prima noi scherziamo un po', però certo. Effettivamente la didattica a distanza prima, poi il rientro in sicurezza, poi i casi di contagi, ho letto stamattina 2000 per ragazzi in quarantena, insomma non sono cose facili da affrontare. Ecco, come vivete voi insegnanti questo momento? Noi rispetto alla DAD, la prima stagione, quella del febbraio del 20, quando la scuola è stata di fatto chiusa, siamo rimasti un po' a guardare perché non si capiva bene cosa sarebbe accaduto nel giro di poco tempo. Quindi poi qualcuno ha cominciato a improvvisare queste lezioni a distanza, facendo saltare anche poi gli orari della settimana, perché ognuno si prendeva gli spazi che poteva. Con la seconda, quindi l'anno scorso in autunno, quando abbiamo ricominciato, eravamo un po' più preparati, però sicuramente le strutture tecnologiche sono un aiuto, ma non possono sostituire la vita di una comunità come quella della scuola, che è una comunità educante, quindi chiede di condividere insomma, il tempo assieme ai ragazzi. Ecco, l'azienda sanitaria che tipo di supporto ha dato al mondo della scuola in tutto questo periodo? Ecco, allora c'è questo team scuole che è nato, che ha la figura di un medico dell'ufficio igiene, uno del medico del lavoro, e per le scuole elementari dove ci sono le mense anche un medico nutrizionista che segue la parte della ristorazione, che diventa un luogo di consulenza. Ci sono degli appuntamenti fissi, di solito quindicinali, in cui tutto quello che anche il Ministero in qualche modo fa pervenire, si cerca insomma di darci una linea guida. Quindi io poi ho sempre trovato molta disponibilità, per cui quando mi trovo con casi che non so cosa fare, di solito chiamo il SISP e li ho sempre trovati gentili e mi rispondono immediatamente. Sì. Benissimo, grazie mille professore. Grazie a voi. Mandiamo, sì, esatto. Tra le parole chiave che vorremmo aggiungere al racconto di oggi, oltre alla parola fine della pandemia, sempre troppo tardi, ci sono anche 3 parole che sono rinascita, sollievo e gioia. Queste 3 parole possono sembrare strane, suonare strane in questo periodo, però in realtà sono, penso, le emozioni, le sensazioni che hanno provato gli operatori sanitari quando gli è stato tributato loro un omaggio, credo, inaspettato. Prima in fila, come i tanti in attesa del vaccino, poi il canto nel lab vaccinale di Mestre, così 70 musicisti del coro della Fenice di Venezia hanno reso omaggio a medici e infermieri. L'inviata Giulia Serenelli. Seduti ad aspettare il proprio turno, sottofondo del lab più grande del Veneto, il trillo meccanico che chiama alla vaccinazione. All'improvviso la musica cambia. Il coro della Fenice in incognito tra chi aspetta la propria dose. Si alza in piedi, si esibisce, nessun costume di scena, solo la voce. È il loro grazie ai sanitari. Noi abbiamo fatto il nostro, quello che sappiamo fare, come loro fanno il loro mestiere, noi abbiamo potuto dare questo. In modo tale da ringraziare tutti quelli che in questo periodo nella sanità hanno dato un contributo per rinascere come è rinata la Fenice. La rinascita in una regione che oggi ha sfiorato i 4.000 contagi, dove perfino la trincea di chi vaccina e cura ora sente la stanchezza. Siamo anche noi molto sotto pressione dopo tutto questo tempo e quindi avevamo bisogno di avere un rinforzo. Per qualche minuto si fermano anche loro, medici, vaccinatori, volontari, si fermano e accolgono quella carezza.
e non ci siamo sentiti assolutamente meno grati e meno applauditi di quando facciamo un grande spettacolo sul palcoscenico della Fenice prima che si chiuda il sipario. Ecco, siamo ormai arrivati alla fine del percorso, un po' di corsa ma ce l'abbiamo fatta. E prima di chiudere però vogliamo parlare anche di chi davvero forse la pandemia l'ha subita più ancora degli operatori sanitari, forse solo al pari delle vittime e dei loro familiari, e cioè gli ultimi, i poveri, gli emarginati, le persone veramente sole. E non abbiamo pensato a figura più importante per questo ruolo che il patriarca di Venezia, Sua Eccellenza Francesco Moraglia. Buongiorno. Sì, credo che... Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie per l'invito. Ho visto che lei è arrivato abbastanza presto, quindi ha seguito almeno una parte di questo racconto, però una delle immagini più emblematiche della pandemia è stata sicuramente, oltre a quella delle bare di Bergamo che sfilano nei camion, quell'immagine di Papa Francesco da solo in piazza San Pietro sotto la pioggia, ricordo, che diede una benedizione Urbi et Orbi, ed erano proprio i giorni della pandemia. Ecco, lei come ha vissuto quella prima fase della pandemia e che cosa ha pensato che potesse fare la Chiesa per, insomma, in qualche modo dare il proprio contributo? Beh, le immagini parlano soprattutto in determinate circostanze più dei ragionamenti, e certamente quell'immagine del Papa sotto la pioggia in una piazza San Pietro deserta, solo, indicava bene il momento. Il Santo Padre è visto come una realtà esponenziale, è un uomo, e in quel momento dimostrava bene, in quella solitudine, anche in quel faticare a raggiungere l'altare, proprio l'immagine esatta di quello che noi stavamo vivendo, molti di noi stavano vivendo. Un'immagine che io ho oltre quella è Piazza San Marco, che è un pullulare, un formicaio di visitatori, di persone che riempiono la piazza fino alla mezzanotte e oltre, naturalmente con flussi diversi. Ma vedere per giornate intere non passare una persona da una parte all'altra della piazza, oppure ho un video che dura 2 minuti in cui si gira nelle calli intorno alla basilica e non si incontra nessuno. E quindi anche il silenzio, immagino, insieme al vuoto. Un silenzio, ma soprattutto il deserto. Ecco, questa è stata un po' l'immagine che ha fatto anche riflettere che la pandemia non era soltanto qualcosa che toccava il fisico, ma anche qualcosa che toccava le relazioni sociali e qualcosa che toccava anche l'anima delle persone. Molte persone hanno portato, penso soprattutto guardando all'ambiente della parrocchia, perché la parrocchia è un microcosmo in cui convergono tutte le situazioni esistenziali di una vita, dal momento del battesimo al momento del commiato. Ecco, un momento particolarmente doloroso non poter assistere i nostri malati nel momento terminale, se non attraverso la presenza dei cappellani, con una difficoltà, ecco, di accesso legata soprattutto ai momenti culminanti della pandemia. Ecco, ci ha indicato questa pandemia che l'uomo è strutturalmente fragile e sarà sempre fragile. La scienza è importantissima in questi 300 anni, da quando, diciamo, con Francesco Bacone, prima ancora di Galileo, e poi con Galileo, la scienza ha incominciato a muoversi cercando di risolvere di volta in volta dei problemi.
però la storia dell'umanità sarà sempre che l'asticella sarà portata sempre un pochino più alta, ma ci sarà sempre un momento di crisi in ogni epoca. Ecco, noi abbiamo dovuto fare i conti, la nostra generazione, a differenza di altre che ha dovuto misurarsi con altri drammi, e pensiamo i nostri nonni, ma anche i nostri genitori, parlo per chi alla mia età ha vissuto il dramma della guerra mondiale. Noi abbiamo vissuto questo dramma, non ne siamo ancora alla fine. L'augurio è che qualcosa ci rimanga e ci permetta di risolvere situazioni, se, e alcuni dicono che il futuro di pandemie non è da escludere all'orizzonte, ecco, avere un'umanità più forte, più capace, più coesa. Io credo che il sistema previdenziale, il welfare in Italia abbia funzionato bene, poi ci sono state delle difficoltà, ma nella nostra regione penso che abbia funzionato molto bene. Ecco, però di fronte a questo noi dobbiamo investire di più sulla salute, intesa non solo come bene della persona, ma anche come bene sociale. E ritorno a dire che oltre a essere un bene sociale della collettività, la salute è anche qualcosa che riguarda l'anima delle persone, la psiche, l'anima, quante sofferenze, quanti strascici rimarranno soprattutto nella popolazione adolescenziale per questo periodo in cui sono mancate, non sono state possibili le relazioni fondamentali. Ecco, dicevo prima, tra le persone che hanno subito un impatto più importante nella pandemia ci sono stati i poveri, ma non solo. Si è anche allargata in qualche modo, ci sono delle povertà emergenti a causa della pandemia. Ecco, come andare incontro a queste persone e che impatto hanno avuto appunto dal contagio? Beh, intanto ripensando l'uomo come relazione, perché le povertà si manifestano anche in modo nuovo. Io penso ai tanti nuclei familiari costituiti da una persona che aumentano nella nostra società, e da una persona anziana. Noi abbiamo visto che molti giovani si sono resi disponibili per aiutare gli anziani del caseggiato, del quartiere. Ecco, ci sono delle nuove povertà. Poi ci sono le povertà che appartengono un po' alla storia della nostra città, della nostra società. Ecco, queste devono essere affrontate sempre pensando che una società dice il livello di civiltà che ha raggiunto soprattutto nel momento in cui sa rapportarsi con le persone in difficoltà, con le persone fragili. Cito una frase di Dostoevskij anche perché ricordo che sono i 200 anni dalla nascita di Dostoevskij. Una società, la civiltà di una società si misura nel vedere come tratta i carcerati. Lui ha fatto un'esperienza in Siberia di 4 anni di confino, quindi parlava anche sulla sua pelle. Però diciamo che il carcere, e lo dico perché io quest'anno ancora non riuscirò ad andare a celebrare la messa, perché almeno nel carcere maschile spero di poter andare subito dopo l'inizio dell'anno, in quanto c'è una situazione di emergenza, però credo che una società che guarda agli ultimi cercando di realizzare un cammino comune e condiviso, non in termini di assistenzialismo, perché credo che l'assistenzialismo non faccia bene a nessuno e sia anche forse certe volte un risolvere, un credere di risolvere i problemi
attraverso una scorciatoia che non rispetta la libertà e la dignità della persona. Penso attraverso la solidarietà e quindi anche attraverso quel principio che insieme alla solidarietà è la sussidiarietà, fare in modo che la persona o la realtà intermedia faccia tutto quello che è possibile fare e aiutarla perché lo possa fare da parte della società superiore. Credo che questo sia qualcosa che dobbiamo anche cercare di applicare nello scenario della salute pubblica. Bene, grazie mille, buona serata. Siamo arrivati ormai alle conclusioni e io chiamo per le conclusioni il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, il dottor Edgardo Contato. Le parole di Sua Eccellenza il Patriarca, sarebbe presuntuoso da parte mia aggiungere ulteriore saggezza. Non sarei in grado sicuramente, ripeto, sarei presuntuoso. Io posso solo rispondere per quello che di organizzativo e di sacrificio anche si è fatto in questo periodo e in questa azienda. Mi associo, come diversi di voi in questa giornata hanno detto, del percepire la dimensione di questo periodo storico che abbiamo passato dalla solitudine. La solitudine penso sia uno degli aspetti che più ha contraddistinto questo periodo. La solitudine io l'ho vista nel momento in cui sono entrato in piazza San Marco, come diceva prima il Patriarca, non ho visto i piccioni. E per me quello è stato un indicatore devastante. Cioè, non solo mancavano le persone, ma mancavano anche i piccioni. E questo a dire quanto di crisi si stava vivendo. Ma in questa vicenda la solitudine sta nelle persone, in quei bambini, in quei ragazzi che non hanno potuto andare a scuola e che hanno trovato nel disegno e nel mettere su un pezzo di carta i loro pensieri e mandarli a chi secondo in quel momento per loro poteva dargli una speranza. E noi oggi cerchiamo di mettere in fila queste cose. La solitudine sta in quei pazienti che hanno vissuto il dramma delle terapie intensive. La solitudine sta in quei medici che hanno dovuto affrontare mesi di sacrifici, infermieri. La solitudine sta, penso, anche in chi ha dovuto decidere. Qui la dottoressa Russo penso si sia sentita più volte sola, come anche noi direttori nel decidere certe cose abbiamo provato la solitudine e l'unico punto di riferimento era il nostro sapere, la nostra coscienza e per chi l'aveva la religione e la fede. Con questo approccio noi abbiamo affrontato questo periodo. Speriamo di non aver commesso tanti errori ed aver dato un giusto contributo alla comunità che dobbiamo tutelare. Io come riferimento per questa comunità di medici, operatori, per questo splendido gruppo di persone che ha cercato di fare il proprio dovere in questi mesi, non posso far altro che ringraziare tutti per la loro dedizione, per il loro sacrificio e anche per la solitudine che hanno vissuto in questo periodo.
Questa solitudine può essere, se questa vuole essere una piccola soddisfazione, un qualche cosa di comune tra tutti noi, ma che ci rafforza e ci porta a fare il nostro lavoro in maniera ancora più forte e direi anche impegnata. Oggi lo spaccato che abbiamo visto è stato uno spaccato importante, ci ha dato la possibilità di riflettere, sicuramente ce lo porteremo dentro tutti. 2 anni di vita vissuta così non si dimenticano. Una pandemia è una cosa storica, non è possibile passarci attraverso senza avere addosso le ferite e penso che ognuno di noi se ne porti un bel po'. Però bisogna guardare avanti, bisogna continuare a lottare perché pur avendo fatto tanto la guerra non l'abbiamo ancora vinta e questo ci impone di rimboccarci ancora una volta le maniche e di andare avanti. Questo bilancio cade in un periodo particolare. Siamo sotto Natale, il nostro impegno ci sarà anche durante le feste perché non vogliamo lasciare indietro nessuno, questo è stato il nostro slogan e continueremo a farlo. Però questo ci porta a condividere anche le gioie del Natale e se me lo consentite io vorrei fare a tutti i miei collaboratori e alle persone qui presenti i più sinceri auguri di un buon Natale e una speranza che il prossimo anno sia un anno migliore per tutti noi. Un anno migliore anche perché i 2 anni che abbiamo vissuto insieme ci hanno rafforzato e ci hanno consentito di guardare la vita sotto una prospettiva diversa. Grazie e buon Natale a tutti.